Buongiorno, ben ritrovati con una nuova edizione prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Come sempre saremo insieme fino alle 14:30. Buon sabato, buon inizio di weekend a tutti voi. Oggi il clou, insomma, uno dei giorni più importanti della Dunata Triveneta degli Alpini. Avete appena visto terminare la messa sul Navegal dopo l'alzabandiera che era stato fissato per le 9:30 in diretta, come sempre, con il nostro Lucio Zanato, che ha seguito e sta seguendo ormai da ieri tutto l'allestimento e i preparativi per il raduno triveneto degli Alpini. Gli Alpini tornano a Belluno, mancavano dal 2011. Ricordo che la Dunata, il raduno triveneto, era a Gaglio lo scorso anno. Oggi siamo a Belluno. Per noi c'è il nostro Lucio Zanato, che appunto avete sentito ha seguito in diretta da questa mattina alla chiesa del Nevegal la messa ufficiata dal vescovo di Feltre e Belluno, e poi le parole e i ricordi delle tante penne nere che hanno raggiunto il Navegal per questo raduno. Ovviamente parleremo di questo tra pochissimo, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, ma è ricca la scaletta della nostra edizione. C'è molta cronaca con il caso di San Giorgio delle Pertiche. Un uomo di 53 anni ha investito e ucciso la madre facendo retromarcia. Ci collegheremo con il nostro Federico Fusetti tra pochissimo per questa notizia di cronaca. E poi un'altra notizia, quella della guardia giurata di Cittadella. Massimo Zen da ieri pomeriggio è in carcere. Allora partiamo con il primo servizio della giornata. Tanti messaggi di sostegno sono arrivati in queste ore a Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella, condannato a 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario per aver sparato ad un nomade che con 2 complici stava fuggendo dopo aver razziato alcuni bancomat del Trevigiano. Dopo 15 giorni esatti dalla sentenza della Corte di Cassazione, infatti, è arrivata la disposizione dell'autorità e i carabinieri si sono così presentati nella sua abitazione per condurlo in carcere. L'uomo attendeva da giorni questo momento insieme alla famiglia. È stato accompagnato in caserma per la fotosegnalazione e le altre procedure burocratiche, quindi trasferito nel carcere 2 Palazzi di Padova, dove inizierà a scontare la pena. Solo dopo aver scontato 1/3 della condanna, quindi circa 3 anni, potrà chiedere la semilibertà. L'altra strada percorribile, ma non semplice e comunque che richiede una forte motivazione, è quella della grazia da richiedere al capo dello Stato. L'avvocato ha fatto sapere che valuterà la possibilità di chiederla. Sulla vicenda di Zen c'era stata anche una notevole mobilitazione della politica, ma lui stesso aveva poi constatato nei giorni scorsi che nell'ultimo periodo non c'erano più state iniziative in suo sostegno. La morte di Marco Bianchin. Siamo a San Biagio di Callalta, una comunità evidentemente sotto shock. Il giovane è deceduto dopo 2 giorni di agonia in ospedale. Era stato investito mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da un'automobile. Un ragazzo solare, lo ricordano così dalla società di atletica San Biagio di Callalta, dove Marco era tornato ad allenarsi dopo 2 anni di stop. Una famiglia allargata, quella dei giovani sportivi, ora in lutto dopo aver perso non solo un atleta, ma un amico. Si stringe nel cordoglio per la famiglia la società di cui il papà Stefano ne era stato un pilastro. Una passione che aveva trasmesso ai figli che, come lui, calcavano le piste di atletica seguendo le sue orme. La morte di Marco è una tragedia improvvisa che lascia negli amici e cittadini di San Biagio e Spercenigo un vuoto non solo sulla pista, ma anche nell'intera comunità. Lo scorso mercoledì pomeriggio Marco era in sella alla sua bici quando si è messo in via Valdemoneghe, vicino al confine con Carbonera, ed è stato travolto dall'auto di un 55enne del posto. Marco è l'8ª vita spezzata in 8 giorni nella Marca, l'ennesima tragedia per la comunità di San Biagio. Solo una settimana fa la morte di Dina Zanatta, 75 anni, schiacciata da 3 blocchi di cemento persi da un tir in manovra. E poi Ludovico Brunello, 31 anni, residente a San Biagio, morto nel tragico incidente sulla Treviso Mare nella notte tra sabato e domenica, in cui hanno perso la vita anche Valerio Orsoni, 24 anni, e Dominga Orsato, 52. E poi Marco Zorgno, il motociclista 23enne, morto sabato scorso a 3 settimane dall'incidente con un'auto sulla Lemagna. Walter Ronchi, il cuoco di 57 anni, finito fuori strada martedì notte a Mareno. E ancora l'assurdo incidente sulla Treviso Mare in cui ha perso la vita Gastone Feltrin, 64 anni, stroncato da un cavo teso mentre era in sella alla sua moto. Salgono a 35 le vittime sulla strada da inizio anno.
Sul Neve Galla allora con il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno, lo vedo già in azione, eccoci, ci agganciamo per parlarvi della Dunata Triveneta. Lucio. Dominante del futuro degli alpini voluti dal presidente degli alpini Sebastiano Favero con i campi scuola, un momento importante dedicato ai giovani, dedicato a quella possibilità di tramandare ai giovani i valori dell'alpinità, ma che sono anche, se vogliamo, i valori dell'educazione civica, del stare insieme, dell'essere comunità, dell'essere civiltà. E civiltà è stato anche il riferimento, sempre nell'omelia di Monsignor Marangoni, in opposizione a fenomeni come quelli della guerra. Non a caso c'è stato un forte appello alla pace, c'è stato un forte appello soprattutto ai giovani che parleranno di pace, e questo è l'altro evento che è stato annunciato dal Vescovo. Si ritroveranno a Lisbona, molti stanno partendo adesso da Padova, proprio in un percorso della memoria, della crescita, dedicato proprio alla pace, e al futuro di questi giovani. Quindi una comunanza tra il percorso che sta portando avanti la Chiesa con i giovani e il percorso che stanno portando avanti gli alpini, quello di ritornare a dare valori alle nostre nuove generazioni. Questi sono stati i due temi importanti, che sono in realtà i temi che stanno caratterizzando questa adunata triveneta di Belluno. E il terzo tema è quello del soccorso alla Romagna. Più tardi vedremo giù, quando ci collegheremo, il punto delle autorità, dove domani vedremo le autorità schierate per assistere allo sfilamento in Piazza Martiri. Vedrete che ci sono degli striscioni con la scritta "Gli alpini per la Romagna", perché lo ricordo ancora una volta, noi abbiamo visto con mano la settimana scorsa, martedì, che siamo andati giù a Faenza, qual è la situazione della Romagna, e purtroppo si sono spenti i riflettori delle televisioni nazionali, però lì il fango è rimasto e c'è ancora tanto fango. Gli alpini lo sanno, tanto vero che molti alpini non sono presenti qui a questa Triveneta perché sono ancora lì in Romagna a dare una mano alle popolazioni in difficoltà. E quindi ritorno al discorso di prima, cioè alla famiglia, al senso del noi, al senso di famiglia, al senso dell'aiutare per essere tutti quanti insieme. Ecco, questi sono i temi che si porteranno avanti anche nel corso delle prossime ore, anche nel corso delle celebrazioni, perché accanto al momento di ritrovo, di festa tipica degli alpini, c'è questo momento di ricordo, ma anche di proiezione al futuro. I prossimi appuntamenti: allora, oggi pomeriggio alle 15 ci sarà una deposizione di una corona ai caduti all'interno della caserma Salsa qui a Belluno, Salsa d'Angelo qui a Belluno, dedicata proprio ai caduti, e a seguire ci sarà una cerimonia che riguarda molto la provincia di Treviso, ovvero la sezione di Vittorio Veneto, perché verrà consegnato al Museo degli Alpini del Settimo in Villa Prat a Sedico, però verrà consegnata all'interno della caserma, quindi ai militari in arma, il basto di Iroso, che vuol dire un ritorno a casa per quei muli a quattro zampe. Anche lì un altro riferimento al rispetto dell'ambiente, al rispetto degli animali, alla simbiosi con la natura, con gli animali, perché un alpino ha rispetto del suo collega a quattro zampe, come diciamo noi. Io direi che questo è il menù del primo pomeriggio. Naturalmente poi ci sono le altre celebrazioni, ci sarà la fanfara, il carosello in piazza Piloni, poi ci saranno anche delle altre manifestazioni. Noi poi questo lo racconteremo nel corso dei telegiornali. Questa sera dalle 21 a Reti Unificate torneremo in diretta per raccontarvi la serata alpina qui a Belluno, e poi domani dalle 7:30 saremo nuovamente in diretta per invece descrivervi, farvi vivere da casa lo sfilamento degli alpini del terzo raggruppamento. E con questo io direi che dal Neve Galla è tutto. Posso cedere la linea agli studi, pronto a riprenderla nel corso del pomeriggio durante i telegiornali e poi della serata. A voi. Grazie al nostro Lucio Zanato, che appunto avete visto all'opera già a partire da questa mattina con l'alzabandiera delle 9:30 e poi con Stefano Bozzi per raccontarvi, farvi ascoltare in presa diretta la Santa Messa celebrata dal Vescovo. Andiamo avanti con le notizie di cronaca. La cronaca ci porta a Cadoneghe, comune del Padovana, dove un uomo di 45 anni che stava tentando la scalata dell'Everest ha perso la vita, lascia 2 figli. Vediamo. La sua morte risale a circa un mese fa, ma la notizia è arrivata in questi giorni come un macigno sulla comunità di Cadoneghe.
Victor Brinza, 45 anni, ha avuto un malore mentre scalava l'Everest quando si trovava a circa 8.000 metri di altitudine e sognava di arrivare in cima piantando il gonfalone di Cadoneghe. Lui e la moglie sono arrivati in Italia nel 2002 a Padova e dal 2011 si erano trasferiti a Cadoneghe, dove si sono perfettamente inseriti, tanto che Victor aveva chiesto al sindaco Schiesaro un gonfalone del comune per portarlo in cima alla montagna. Un sogno, quello di scalare l'Everest, dopo aver compiuto molte altre imprese, seguendo la sua passione, che purtroppo si è infranto con un malore che lo ha stroncato proprio a un passo dall'obiettivo. Ora il corpo è in Nepal e la famiglia vorrebbe riportarlo in Italia per il funerale e la sepoltura, ma la spesa è un grosso ostacolo. Per avere il certificato di morte dalle autorità e per il rimpatrio servono quasi 30.000 euro. Ecco perché gli amici hanno avviato una raccolta fondi estesa anche a tutti quelli che hanno conosciuto Victor e non solo. Parliamo ora della riforma della giustizia, un primo atto, quello di ieri, con il passaggio in Consiglio dei Ministri che già divide gli avvocati e non solo, scontro all'interno del Partito Democratico con i sindaci Dem contro il segretario Schlein. Ma facciamo il punto sulla riforma. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Novità in arrivo per il traffico di influenze illecite nei limiti d'appello dei PM e ancora nell'avviso di garanzia e nella custodia cautelare. Ma ci sono soprattutto due punti che dividono già i legali trevigiani: abuso d'ufficio e intercettazioni. In merito a queste ultime, per l'avvocato Alessandra Nava si tratta di un intervento doveroso. Troppo spesso ci siamo ritrovati a dover subire anche pubblicazione di stralci, di intercettazioni, addirittura di brogliacci che avevano a che fare che riguardavano persone che nulla avevano a che fare con i procedimenti in oggetto, ma questo ovviamente, come spesso avviene, comporta poi mostrificazioni non soltanto per gli indagati, tanto più per persone che non hanno alcuna attinenza. Per il collega, l'avvocato Stefano Pietroboni, il vero nodo legato alle intercettazioni è da ricercare nell'abuso, nella divulgazione dei contenuti. La norma in questione sembra più voler limitare la divulgazione dei contenuti più che il ricorso a questo strumento di indagine, che è evidentemente fondamentale per la repressione di alcuni gravi reati. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, con la riforma si va verso la cancellazione del reato. La norma, ricorda l'avvocato Pietrobone, è stata modificata 4 volte ed era stata avallata dalla Corte Costituzionale appena l'anno scorso. La riforma sembrerebbe porsi in contrasto con un preciso dettato della Corte Costituzionale, cioè la Corte delle leggi. Il problema, a mio avviso, non è tanto quello dell'abrogazione di una norma che impediva ai sindaci di firmare, ma forse di un abuso dell'abuso, cioè alcuni magistrati in passato, alcuni pubblici ministeri hanno abusato di questa norma. Per l'avvocato Nava a parlare sono le statistiche rese note negli ultimi giorni. Circa il 96%, se non mi sbaglio, di quelle ipotesi di reato sono state sempre archiviate. Rimangono ovviamente le situazioni più gravi, che peraltro vengono sanzionate più pesantemente. Mi sembra che ci fosse anche un aumento di pena, con credo un'attenuazione soltanto per chi dovesse collaborare. Quindi voglio dire, sulle situazioni più gravi non c'è stato un colpo di spugna. Restiamo in tribunale, l'ennesimo paradosso della riforma Cartabia. Ti faccio uccidere in Italia, ho tanti amici albanesi, aveva detto l'ex compagno romeno di Anika Pamphile, la donna che è stata trovata morta nel Piave, per il quale c'è un unico indagato, il suo datore di lavoro Franco Battaglia. Le minacce però dell'ex compagno sono cadute nel nulla. In tribunale a Treviso è stato decretato il non luogo a procedere. Vasile Lungu, il rumeno 35enne ex compagno di Anika Pamphile, non sarebbe stato a conoscenza che a suo carico era in corso a Treviso un processo. In pratica non gli è stato notificato mai il provvedimento. Oggi c'è stata una sentenza ai sensi dell'articolo 420 quater, articolo introdotto dalla riforma Cartabia, che prevede che quando
l'imputato non è a conoscenza del processo, venga pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Insomma, un vizio di forma che ha portato alla pronuncia di non luogo a procedere perché l'imputato non sarebbe stato rintracciabile. Ho tanti amici albanesi, ti faccio uccidere, così aveva scritto ad Anika il 35enne quando ancora nel 2018 terminò la sua relazione con la donna. Per lui scattò la denuncia per minacce, denuncia che oggi è caduta nel nulla. Lungu ora è in Italia e quindi rintracciabile, tanto che è stato aggiunto dalla notifica di un altro procedimento, questa volta relativo al Tribunale dei minori, proprio sulla richiesta dell'uomo di portare i figli avuti da Anika in Romania, richiesta fra l'altro per ora negata. Posso dire che io ho avuto contatti con un altro legale che lo sta seguendo per la vicenda dei figli, quindi immagino che lui sia a conoscenza del procedimento per quanto riguarda i figli minori. Ma per il processo relativo al reato di minacce ormai è troppo tardi. È stato arrestato per omicidio stradale il camionista tedesco di 62 anni che ha travolto e ucciso Davide Rebellin mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Tutti i particolari nel prossimo servizio. La polizia tedesca ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di Wolfgang Rieck, l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito o omesso il soccorso a Davide Rebellin, ciclista di Lonigo di fama mondiale, ucciso il 30 novembre mentre si stava allenando in bicicletta nei pressi di una rotatoria a Montebello Vicentino, quando venne travolto e ucciso da un auto articolato con targa tedesca. Grazie alle acquisizioni dei video delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando alle ricostruzioni della Procura di Vicenza, l'autotrasportatore tedesco, dopo aver investito il 51enne, sarebbe sceso dalla cabina avvicinandosi alla vittima per poi risalire nell'abitacolo allontanandosi, scena raccontata dai testimoni che lo avrebbero anche fotografato. Grazie agli approfondimenti svolti è stato possibile risalire all'impresa di spedizioni tedesca, proprietaria del mezzo, e all'identità del conducente. La Procura aveva trasmesso un ordine di indagine europeo alla Procura distrettuale di Münster chiedendo il sequestro dell'auto articolato e del rimorchio. I militari del Comando Provinciale di Vicenza e il consulente tecnico nominato per la ricostruzione della dinamica del sinistro il 20 gennaio scorso durante un sopralluogo hanno analizzato il camion, notando che in corrispondenza delle parti plastiche del mezzo c'erano deformazioni compatibili con l'urto della bicicletta e del corpo del ciclista. In più l'auto articolato era stato lavato con un detergente acido nelle parti interessate dall'urto. La consulenza tecnica, si legge nella nota a firma del procuratore Lino Giorgio Bruno, ha accertato che il conducente aveva a disposizione una visibilità diretta e indiretta che consentiva di percepire in maniera adeguata la presenza del ciclista sulla carreggiata, anche grazie ad una telecamera sulla base dello specchio del lato passeggero che sarebbe entrata in funzione automaticamente all'inserimento dell'indicatore di direzione. Per il consulente quindi era avvisabile un comportamento colposo di Rebellin nell'immettersi nella rotatoria. Questo però non ha avuto nessun rilievo rispetto alla causa dell'incidente. Wolfgang Rieck è ora in stato di arresto provvisorio in carcere in Germania. Entro 60 giorni l'autorità tedesca deve adottare la decisione finale se consegnare o meno il camionista alla giustizia italiana. Ancora la cronaca massacrata di botte dall'ex. Il pubblico ministero chiede 14 anni per un 38enne domenicano, ma il legale dell'imputato non ci sta. Una storia fatta di litigi di botte, tanto che la vittima è finita in ospedale con lesioni gravissime. L'imputato è un 38enne dominicano che in più occasioni ha picchiato selvaggiamente la sua compagna. In tribunale il pubblico ministero Barbara Sabattini non ha avuto dubbi, 14 anni di carcere. La richiesta del pubblico ministero dei 14 anni risente purtroppo dell'aumento che è operato per effetto di una recidiva specifica, aumento peraltro che non è obbligatorio. Quindi noi abbiamo chiesto anche al giudice che non operi un aumento di questo genere perché renderebbe, a nostro parere, la pena sproporzionata. L'uomo è accusato di aver inferito selvaggiamente sulla fidanzata 27enne colpendola con pugni, calci in faccia e colpi al torace, per i quali è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico ad un rene. L'uomo è accusato di tentato omicidio, lesioni gravissime, avrebbe aggredito anche un'amica della compagna e rapina aggravata, essendosi impossessato dei cellulari delle due donne nel tentativo di impedire che potessero dare l'allarme. Il fatto era accaduto nella casa
casa della vittima a San Pelaio, ma i pestaggi erano avvenuti anche in altre occasioni, come nel parcheggio del locale dove l'imputato lavorava come DJ. Il legale dell'uomo, 38enne, ha chiesto che venga riqualificato il reato. Noi abbiamo messo in campo una serie di argomentazioni che a nostro parere consentirebbero al giudice di riqualificare il reato di tentato omicidio in reato di lesioni aggravate. Si torna in aula per le repliche di fronte al GUP Cristian Vettoruzzo e la sentenza il 23 giugno prossimo. Non ci furono minacce, non ci fu diffamazione, non ci fu nemmeno una campagna denigratoria. È la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Iannacopoulos per il caso Bramezza. Nessuna minaccia, nessuna diffamazione, nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi 3 punti fermi già fissati dal Tribunale del riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Iannacopoulos per la vicenda legata alla gestione dell'ULSS 7 Pedemontana da parte del direttore Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile, ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l'assenza di minacce dirette o indirette da parte dell'ingegnere Iannacopoulos. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente perché per respingere il ricorso del pubblico ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi, e è arrivata proprio alla conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare e legittimare la reazione del dottor Bramezza o di chi per lui. Viene da chiedersi invece a questo punto se non ci sia stato un attacco alla libertà di pensiero e di opinione, di critica e di espressione negli ultimi mesi. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione, e francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero un loro cavallo di battaglia, perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Iannacopoulos e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antena 3, proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per l'evidente impatto, si legge nelle motivazioni, delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera. La Suprema Corte si spinge anche oltre, parlando del diritto di critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Io credo che il Tribunale del riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera pulita, in maniera insuscettibile di condizionamenti. E la Cassazione, che è il baluardo che noi abbiamo nel nostro Paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara. E così, ancora una volta, viene ribadito il corretto operato della redazione giornalistica di Rete Veneta. Siamo al caso dei migranti, ennesimo naufragio, tragico naufragio. Allora noi abbiamo sentito il veneziano Beppe Caccia, attivista della Mediterranean Saving Humans, a capo della missione della nave Mare Ionio. Amaro il suo commento, evidentemente. A poco più di 4 mesi dalla tragedia di Cutro, quando avevamo sentito tante volte dire dai politici mai più, siamo di nuovo a piangere, siamo di nuovo in lutto per un altro disastro nel Mar Mediterraneo, nel nostro mare.
L'ennesima tragedia che si è consumata nel cuore del mare Mediterraneo con il naufragio di circa 750 migranti, secondo il veneziano Beppe Caccia, capo missione della nave Mare Ionio e attivista dell'ONG Mediterranean Saving Humans, poteva essere evitata. Per ore non c'è stato quello che doveva essere un intervento di soccorso. Sembra di capire che forse lo stesso naufragio è stato creato, prodotto, determinato da una manovra azzardata di rimorchio da parte di una motovedetta militare greca. Caccia chiama in causa anche le politiche europee. Piangiamo ancora una volta donne, uomini, bambini, pare che ce ne fossero davvero tanti nella stiva di questo peschereccio, che sono vittime dell'assurdo regime delle frontiere europee, che sono vittime della chiusura dei confini, che sono vittime dell'impossibilità di entrare in Europa attraverso canali legali e sicuri che continuiamo a chiedere a gran voce perché questa strage infinita abbia un certo punto fine. Andiamo ad Arcade, nuovo sopralluogo, prosegue ovviamente l'indagine per fare luce sulla morte di Anika Panfile, la giovane donna, mamma di 4 figlie che è stata trovata morta nel Piave. Inizialmente, ricorderete, si pensava ad un suicidio, oggi c'è un unico indagato, Franco Battaggia, proseguono i rilievi e ovviamente un caso ancora tutto da risolvere. Vediamo il servizio. A 48 ore dal sopralluogo congiunto con il RIS di Parma, gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso sono ritornati nella villetta di Franco Battaggia, l'unico indagato al momento per la morte di Anika Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 18 maggio scorso. Dopo una breve permanenza in casa, i militari sono usciti dal cancelletto con 2 buste di carta poco prima delle 10 del mattino. Sul contenuto c'è il più stretto riservo, indumenti, suppellettili, documentazione cartacea. Le ipotesi si sono rincorse per tutta la giornata, ma sono per l'appunto solo e soltanto ipotesi. Sicuramente i carabinieri guidati dal colonnello Giovanni Mura sapevano già cosa prelevare dopo i rilievi irripetibili eseguiti con i colleghi del RIS nella giornata di mercoledì, accertamenti che hanno permesso di cristallizzare quello che secondo la procura potrebbe essere il luogo del crimine. Ma non è detto che la fase dei rilievi sia finita. Da visionare arresterebbero anche i mezzi in dotazione della pescheria di proprietà di Battaggia, dopo che nucleo investigativo e RIS si sono concentrati sulla sua Mercedes e sul suo pick-up. Lunedì intanto il 76enne, ex Primula Rossa, è atteso in procura per essere sentito dal PM Valeria Peruzzo. Si deve verificare la versione della prima ora rispetto agli elementi raccolti dal 21 maggio, giorno del ritrovamento del cadavere, a oggi. I punti oscuri relativi agli ultimi istanti prima della scomparsa della donna restano molteplici. Vi facciamo vedere le immagini di ieri, l'ultimo saluto alle 3 vittime della strage in Treviso Mare, centinaia le persone che hanno voluto salutare Ludovico Brunello a Biancade, Valeria Orsogni a Treviso e Dominga Orsato ad Altivole. Le immagini. Valeria esprimeva felicità, sicurezza in se stessa, bellezza, bravura. Un autentico capolavoro. Nessun rimorso, quindi. Non so come riusciremo a convivere con questa tragedia senza farci sopraffare dai rimpianti, senza pensare a tutto quello che avrebbe potuto fare, essere, diventare. L'orgoglio per il percorso fatto assieme e l'angoscia per un futuro che sarà segnato dall'assenza. Sarà dura vivere senza Valeria e le sue tante qualità, dice il Papa Davide nel giorno dell'addio in una chiesa votiva gremita. Oltre 500 le persone che hanno voluto dire addio alla giovane morta lo scorso fine settimana sulla Treviso Mare. A parlare sono anche il fratello di Valeria e un'amica. Ti voglio bene infinito, mi mancherai per sempre. Riposa in pace. Valerie, il tuo bro, Alvaro. Mi sembra tutto surreale. Ti immagino sempre qua vicino a me, ma è stranissimo non poterti abbracciare, non darti il buongiorno. Mi abituerò mai.
Il filo di un dolore profondo unisce Treviso a Biancade, dove contemporaneamente si è salutato Ludovico Brunello, il 31enne collega di Valeria alla guida dell'auto che si è schiantata contro un pulmino. Dipingeva la sua vita dando colore anche alle persone che incontrava, ha detto Don Marcello durante l'omelia, ricordando il giovane residente a San Biagio di Callalta. A sostenere i genitori ex dipendenti dell'ULSS 2 anche il direttore generale Francesco Benazzi. Ad Altivole l'addio alla terza vittima, Dominga Orsato, la 52enne di Asolo che viaggiava sull'altro veicolo. Ma è stato un venerdì di lutto anche per il coneglianese. Nella parrocchia di San Rocco l'ultimo saluto a Walter Ronchi, il cuoco di 57 anni morto con la sua auto a Mareno contro il muro di un'abitazione nella notte tra martedì e mercoledì. Nella chiesa di Campolongo, sempre a Conegliano, addio al giovane Marco Zornio, il 23enne vittima di un incidente letale in sella alla sua moto a metà maggio sulla statale di Alemagna Vittorio Veneto. Marco ha lottato per settimane prima di donare gli organi. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. A seguire partirà un dibattito con 4 esponenti politici della Marca trevigiana. Sapete che oggi pomeriggio a partire dalle 16 partirà il Pride, il corteo dei diritti civili, partito già nelle scorse settimane in tantissime altre città d'Italia. La partenza oggi è a Treviso, l'arrivo alle 18 a Prato della Fiera e le polemiche che anche in questo caso sono state alimentate. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione, ne parleremo tra pochissimo qui su questi studi. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Allora, come annunciato, siamo al dibattito politico, cerchiamo di snocciolare tutte le questioni che stanno dietro e dentro al Pride. Pride che partirà a Treviso questo pomeriggio alle 16 con arrivo in Prato della Fiera alle 18. Pride contestato da diversi punti di vista intanto vi presento gli ospiti che parteciperanno a questo dibattito. Siamo con Luigi Rancan, buongiorno Luigi, popolo della famiglia. Grazie per averci raggiunto in studio. Gabriele Zanella, Unione Popolare, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito. Allora, in collegamento Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, buongiorno Raffaele. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Nicolò Rocco, Azione Italia Viva Futura, buongiorno Nicolò. Buongiorno. Allora, il Partito Democratico ve lo facciamo sentire ora nelle parole di Marco Zabai, che ha innescato insieme a Carlotta Bazza una polemica, la loro richiesta di poter indossare la fascia di consiglieri, quella bianca e azzurra, nella sfilata, nella marcia di oggi pomeriggio, una richiesta rifiutata dal Presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto, perché l'utilizzo della fascia è disciplinato soltanto consentito all'interno del disciplinare soltanto in alcune occasioni, evidentemente non in questa. Allora vi facciamo sentire questa che è una delle polemiche nate attorno al Pride, che ha messo l'uno contro l'altro il sindaco Mario Conte e il consigliere di opposizione Marco Zabai, e c'è anche un passaggio dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Partiamo proprio da qui. Sono linee guida, non è un regolamento. L'unica norma che c'è è la norma statutaria che dice che appunto i consigli comunali sono dotati di fascia con i colori o stemma del comune, bla bla bla, indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale. Quindi questa è l'unica norma che c'è, il resto sono delle linee guida. Su questo punto si concentra il nuovo botta e risposta tra il consigliere di minoranza Marco Zabai e il sindaco Mario Conte, motivo del contendere la richiesta espressa via mail, eccola, da parte della minoranza di poter indossare la fascia dei consiglieri al Pride di sabato pomeriggio. E la richiesta che noi facevamo era quella di poter dare visibile rappresentanza a una manifestazione che ha un'importanza civile. Autorizzazione respinta dal presidente Antonio Dotto, una scelta sostenuta dal primo cittadino. In realtà è giusto partecipare, chi vuole partecipare, chi crede che quei temi siano da sostenere attraverso la partecipazione, ci mancherebbe altro. È altrettanto vero che l'indossare la fascia è ben regolamentato dal regolamento comunale, quindi la posizione di Dotto è quella di rispetto del regolamento e non è una posizione pregiudiziale nei confronti del Pride. Tra Pride e amministrazione ad oggi c'è un manifesto, diversi punti condivisi, come quelli in cui le posizioni rimangono divergenti. Ho bisogno di approfondire proprio insieme a loro e quindi invece di sottoscrivere un manifesto ho aperto un tavolo di dialogo. Più netta la posizione dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Io esco da una civiltà dei miei avi
che nulla aveva a che vedere con queste cose. Quindi nessun esponente pubblico deve accompagnare o dare l'ok a queste manifestazioni. I diritti si possono conquistare nelle sedi opportune, ma non scendere in piazza. Nessuna sfida all'orizzonte, incassato il no del Presidente, la minoranza ha deciso di sostituire la fascia del Consiglio con una appositamente creata con i colori dell'arcobaleno. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia di buonsenso. Allora, partiamo da qui, no? Dalla affermazione di Marco Zabai, una battaglia di buonsenso. Allora, Luigi Rancanne, io vorrei partire da lei, popolo della famiglia. Conosciamo in qualche modo la vostra posizione, le chiedo di argomentarla in questa sede e ci aiuti a capire perché la politica, la presenza o l'assenza della politica ad un Pride è un segnale importante. Allora, io giudicherei questa manifestazione una manifestazione privata a sfondo politico, ma essenzialmente una manifestazione privata. Quindi il fatto che alcuni consiglieri comunali si fossero proposti di partecipare, dico, va bene privatamente, in quanto privati, non mi va bene in quanto rappresentanti del comune, perché ogni consigliere comunale rappresenta il comune. Quindi tu nei tuoi pensieri, nella tua filosofia puoi partecipare, ma non pretendere di rappresentare il comune. Se vuole una piccola cosetta mia, quando ho visto le foto del Gay Pride di Roma, quando il sindaco Gualtieri si era presentato in fascia tricolore, ecco, mi è venuto un piccolo brivido, cioè a mio giudizio il sindaco di Roma doveva presentarsi da cittadino a partecipare, non in fascia tricolore e ufficialmente. Le faccio l'esempio del caso di Padova, l'amministrazione comunale ha partecipato, non indossavano la fascia, adesso tra poco vi trovo la fotografia perché è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook. Nel caso dell'amministrazione di Padova, amministrazione di sinistra, a sfilare insieme ai manifestanti c'erano sindaco, vice sindaco e diversi assessori. Ecco, come vede anche il fatto che ogni città poi con la propria amministrazione si muova, come dire, così a macchia d'olio, non dovrebbe essere univoco il fatto che un'amministrazione pubblica rappresenta tutti i cittadini e quindi insomma, i comportamenti dovrebbero essere univoci anche in questo senso? Un'amministrazione comunale rappresenta il comune, non rappresenta la nazione, quindi è impossibile pensare che a livello nazionale si trovi un accordo tra tutti i sindaci da dire ci presentiamo tutti in fascia o ci presentiamo come singoli consiglieri o singoli sindaci. Ecco, io propendo per questa seconda ipotesi. Un domani, quando magari facciamo un'ipotesi, si può arrivare a un referendum, ecco che allora anche le istituzioni, a mio giudizio, possano prendere posizione. Ma in questa fase è solo un fatto privato a sfondo politico. Perché non siamo ancora arrivati a un referendum, secondo lei, Zanella, su questo tema? Il Pride continua a dividere la politica. Basta vedere quello che ad esempio è accaduto nel Lazio, dove un patrocinio è stato dato, poi è stato tolto perché all'interno dei manifesti del Pride vi era anche il tema dell'utero in affitto, sul quale insomma il Presidente della Regione non si sentiva d'accordo. Un po' come Mario Conte, il sindaco di Treviso, l'ha sentito nel servizio, dice ci sono dei punti che mi trovano favorevoli, dei punti invece su cui ho bisogno ancora di riflettere. Allora, io credo che sia la questione della fascia, sia un po' la questione di vari patrocini. Ricordo che a Treviso il movimento che ha organizzato il Pride non ha chiesto il patrocinio, ma cioè, non vorrei che il Pride, che è un'occasione, una manifestazione importante, vede una piattaforma di rivendicazioni molto importanti per quelli che sono i diritti delle coppie omosessuali, delle persone omosessuali, si vedesse ridotto in una polemica di tipo istituzionalista sulla fascia o non fascia, sul patrocinio o non patrocinio. Io credo che i rappresentanti delle istituzioni, a prescindere dalla differenza anche questa costruita, artefatta tra la persona e il rappresentante istituzionale, poi non c'è questa differenza, insomma, penso che quando un politico, un consigliere comunale, un sindaco va in piazza rappresenti anche la carica politica in qualche misura. Credo che sia del tutto fondamentale che la politica partecipi a questo appuntamento
in rispetto, in ascolto a quelle che sono le rivendicazioni e le posizioni del movimento che l'ha lanciato. Io mi auguro che oggi sicuramente Zabai, come abbiamo aderito noi di Rifondazione Comunista Unione Popolare, sarà in piazza. Mi augurerei di vedere anche qualcuno della maggioranza consigliare, dell'amministrazione comunale, perché credo che le questioni che vengono poste e la situazione di discriminazione nelle quali versa ancora oggi il mondo LGBT, il mondo dell'omosessualità o della transessualità o quant'altro, insomma, siano questioni sulle quali la politica deve porre una certa attenzione. Siamo di fronte ancora a dei casi, e parlo solo di casi denunciati, di discriminazioni, di aggressioni e quant'altro, che insomma i numeri sono 1 ogni 3 giorni, sono più di 100 l'anno sul territorio nazionale. Siamo in un contesto dove l'Italia è negli ultimi posti nell'ambito dell'Europa, nell'ambito del terreno comunitario rispetto ai diritti degli omosessuali e della tutela da parte della politica, da parte delle istituzioni di questi diritti. Quindi io credo che in primo luogo si tratti di un ascolto, di un'assunzione di responsabilità in un terreno che non è privato o pubblico, è pubblico per definizione, è pubblico nel momento in cui il 3° articolo della nostra Costituzione tutela e chiede anzi alle istituzioni di rimuovere qualsiasi iniquità che veda oggetto insomma scelte diverse, appartenenze diverse, opinioni diverse, orientamenti diversi. Quindi io credo che per definizione questa manifestazione non sia una manifestazione che debba essere divisiva, ma sia una manifestazione che debba vedere quante più persone possibili unite appunto da un elemento fondamentale del tessuto costituzionale del nostro Paese, che è l'articolo 3. Tanto chiedo alla regia di far vedere, questa è la fotografia che vi stavo di cui ho accennato prima, è proprio l'amministrazione comunale di Padova, sindaco Giordani, poi c'è l'assessore Bressa, le attività produttive, Margherita Colonnello, Benciolini, Andrea Zanne, insomma c'è una buona parte, sì, non hanno la fascia come giustamente Rancana ha sottolineato, però insomma ecco ci sono, la loro presenza ci sono, e tra l'altro si sono fatti fotografare, le hanno postate su Facebook, quindi oltre ad esserci hanno anche voluto attraverso questo tipo di comunicazione lanciare un messaggio. Raffaele Freda, chiedo a lei, Fratelli d'Italia, ci sono delle discriminazioni contro le quali combattere in questo momento nel nostro Paese? Le discriminazioni sicuramente si verificano nei confronti di qualunque minoranza, ecco. Io credo che quello sia l'unico punto rispetto al quale il manifesto che viene portato dal Treviso Pride sia certamente condivisibile, però farei un passo indietro. Credo che la polemica sull'istituzione sia invece una polemica del tutto centrata perché quello che va detto con grande chiarezza è che il Pride non è una manifestazione unicamente civica, è una manifestazione assolutamente politica, ed è evidente perché io ho fatto i compiti a casa, mi piace arrivare preparati agli appuntamenti, ho letto sia il manifesto del Treviso Pride che la carta di intenti. Il manifesto del Treviso Pride non si apre parlando di orgoglio omosessuale, ma si apre con un attacco al governo Meloni, in cui si dice che il governo Meloni è violento nei confronti della comunità LGBT e che vengono erosi i diritti. Queste sono due cose assolutamente false. Anzi, l'unico episodio di violenza che si è verificato recentemente è quello nei confronti del ministro Roccella, a cui è stato impedito di presentare un libro al Salone del Libro di Torino, anche da chi fa parte delle sigle che manifestano il Pride in tutta Italia. Quindi si tratta di una manifestazione politica. Non più tardi di una settimana fa il sindaco Gualtieri con la fascia tricolore cantava Bella Ciao con tutti i manifestanti. Sappiamo che Bella Ciao è praticamente l'inno della sinistra italiana. Quindi evidentemente, secondo me è il caso anche di dire una cosa che non viene detta mai. Io credo che queste sigle, peraltro, non rappresentino tutti gli omosessuali, abbiano la pretesa di farlo, ma in realtà abbiano l'unico scopo, il vero scopo di fare politica e di indirizzare l'elettorato omosessuale e che appartiene
alle varie lettere dell'acronimo LGBTQIA+, penso di averle dette tutte, verso una parte politica. Ma penso altresì che in realtà il proprio orientamento sessuale non debba necessariamente incidere su quello che è il posizionamento di una persona rispetto a diverse materie, all'economia, al lavoro, all'istruzione. Pertanto alla sinistra non piace che si parli in questi termini, ma secondo me è un chiarissimo esempio di lobbismo fatto da queste sigle, dove si prova a portare un'intera fascia di elettorato semplicemente sulla base del loro orientamento sessuale a spostarsi su una parte, e queste manifestazioni ne sono la riprova. Non è vero che è una manifestazione spontanea, civica, ma io spero e credo che i presenti abbiano letto il manifesto. Il manifesto parla di violenza del governo Meloni nei confronti della comunità LGBTQ, che è una cosa molto grave. Io mi sarei indignato se il Comune di Treviso avesse concesso a qualcuno di partecipare con la fascia istituzionale, perché toni di questo genere non sono ammissibili, soprattutto perché sono falsi. Il governo Meloni... Vorrei aggiungere una nota a quello che lei sta dicendo, perché tra chi marcerà oggi ci sono anche le famose famiglie Arcobaleno che, sì, è corretto quello che lei dice, protestano contro la circolare del Ministero dell'Interno che ha in qualche modo vietato registrare figli di famiglie Arcobaleno, quindi bambini con 2 mamme oppure 2 papà. Quindi una forma di protesta in realtà da questa marcia Arcobaleno arriva. C'è questa circolare del Ministero dell'Interno che di fatto ha creato degli effetti, ovvero le procure di tutta Italia hanno chiesto le carte indietro a famiglie Arcobaleno che hanno già figli registrati, figli che sono fratelli. Sì, la circolare del Ministero comunque si basa anche su una sentenza di Cassazione piuttosto recente, una sentenza di Cassazione che in estrema sintesi dice una cosa: se noi creiamo un automatismo nel riconoscimento di provvedimenti stranieri o nella registrazione dei figli che vengono dall'estero, magari con la maternità surrogata, eccetera, noi automaticamente è come se legalizzassimo quella pratica. Quindi il tema vero, e che viene affrontato anche nella carta di intenti, e non è proposta dal Treviso Pride, e che è un tema molto serio, è sempre poi quello della maternità surrogata o utero in affitto, o con una sorta di truffa delle etichette, come lo chiamano a sinistra, di gestazione per altri, come se si trattasse di qualcosa di solidale, una madre fa la gestazione per un'altra coppia in maniera solidale. In realtà è a fronte di un pagamento e si tratta, a mio modo di vedere, di una pratica aberrante. Quindi il tema è quello. A seguito di quello ci troviamo ad affrontare le questioni amministrative come quella della circolare ministeriale o di dibattito sul regolamento del Consiglio Comunale di Treviso. Io fossi stato nel presidente Dotto sarei stato anche più netto. Avrei sollevato la questione del regolamento comunale, ma avrei anche detto: questa è una manifestazione schiettamente politica, e si capisce dai toni. Allora, da Nicolò Rocco, con questi temi, Rocco, poi alla fine il fatto che non esista una norma, ad esempio appunto nella trascrizione all'anagrafe di figli nati da coppie dello stesso sesso, prevede che insomma, ogni sindaco si possa muovere di conseguenza a suo, come dire, piacimento, come ha fatto Giordani, come non ha fatto Mario Conte. Cosa ne pensa? Intanto chiedo a lei un parere in merito alla grande polemica che ogni volta il Pride suscita. Allora, io penso che comunque la polemica faccia parte anche degli obiettivi degli organizzatori, nel senso che l'obiettivo degli organizzatori, al di là di rivendicazioni sui diritti, è anche un obiettivo di natura culturale, quindi un dibattito culturale, politico, istituzionale, penso che rientri negli obiettivi. Io personalmente oggi parteciperò al Pride, nel senso ho sempre partecipato dal 2019 in poi, ma su tante cose, per esempio della carta di intenti, non sono perfettamente allineato, quindi
diciamo così, tutte le persone che partecipano al Pride sono convinto che partecipino a partire dalle stesse sigle che vanno a comporre quel LGBTQ+, eccetera, 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 che le stesse, diciamo, persone, le stesse sigle su tanti aspetti possano avere opinioni diverse. Prima è stata citata la gestazione per altri. Io conosco, diciamo, coppie eterosessuali che sarebbero favorevoli alla gestazione per altri, ma che non hanno alcuna, diciamo, apertura nei confronti di alcun diritto civile per le coppie omosessuali. Conosco invece coppie che hanno omosessuali che sono contrarie alla gestazione per altri, sia che a farne richiesta siano coppie eterosessuali che omosessuali, per cui c'è una platea, diciamo, che al suo interno è anche molto composita. Perché parteciperò? Perché io sono convinto che comunque questa iniziativa faccia in qualche modo alzare l'asticella di quella che è l'attenzione nei confronti delle minoranze. Io sono convinto che per quanto riguarda i diritti civili negli anni comunque siano fatti tanti passi avanti, però è anche importante che questi passi avanti non vedano dei passi indietro, per cui sul tema dei diritti in generale è sempre importante tenere alta l'asticella. Senta, stiamo vedendo mentre lei parla delle immagini, alcune immagini sono particolarmente colorite. Ecco, queste immagini, ad esempio io personalmente ne ho parlato con Giancarlo Gentilini che diceva offendono la sensibilità delle persone, alcune immagini sono come dire esageratamente caricaturali, quasi un modo insomma per urlare la propria omosessualità, e non v'è bisogno di questo. C'è chi parla del Pride come una manifestazione quasi carnevalesca. Che cosa ci vede lei dietro invece questa ostentazione anche della femminilità magari da parte degli uomini nel Pride? Ma io sono un liberale, per cui penso che ognuno poi manifesti anche i propri sentimenti, la propria esteriorità nel momento in cui non offende gli altri, un po' come vuole. Cioè io ci andrò così in camicia e giacca perché sono fatto così, e quindi sarò al fianco, insomma, delle persone che stanno facendo delle rivendicazioni in questa maniera. Dopodiché sono convinto che sui temi della sessualità ci voglia sempre molta delicatezza, che sia giusto anche non porre dei limiti, però alzare sempre la riflessione da entrambe le parti, cioè che ci voglia molta attenzione, però nel momento in cui noi andiamo ad aiutare con il nostro dibattito il fatto che le persone si sentano più libere, stiamo facendo un'opera molto importante. All'interno di qualsiasi manifestazione ci sono sempre degli eccessi, però noi dobbiamo imparare a guardare anche la luna e non fermarci sul dito. Anche nelle manifestazioni, cioè io scenderei in piazza con i ragazzi che protestano per l'ambiente e sono un nuclearista perché sono convinto che il nucleare sia l'unica cosa che seriamente ci aiuta per l'ambiente. Però voglio dire, l'importante è che ci rendiamo conto che ci stiamo estinguendo a causa del cambiamento climatico e che forse dobbiamo agire. In questo caso quindi il Pride in qualche modo dice l'importante è che ci rendiamo conto che ci sono dei diritti che vanno calpestati. Ci sono dei diritti calpestati. Cosa dice il Popolo della Famiglia su questo? Allora, il primo diritto che viene calpestato è quello che non possiamo manifestare neanche le nostre idee. È stato fatto l'esempio prima della Roccella che a Torino è stata impedita a parlare. Io posso portare l'esempio del nostro presidente Adinolfi, ero presente, che è stato contestato a Mestre, dove c'erano manifesti in tutte le città, dai 300 a 400 manifestanti che hanno impedito l'accesso di Adinolfi al Centro Culturale Candiani, che doveva presentare un libro, non doveva fare una rivoluzione culturale. Addirittura c'era la celere di Padova all'inizio e alla fine, e quindi Adinolfi è stato accompagnato dalla polizia dentro per fare un'assemblea. Sono riusciti a infiltrarsi, sono sempre gli stessi personaggi, non stiamo parlando di altri personaggi, e hanno cercato, finché parlava, di contestarlo, di impedirgli di parlare. La stessa roba è successa a Iesi, è successa in altre città. Io l'ho fatto venire anche a Treviso, non è successo niente, probabilmente perché l'ora scelta, che era alle 11 del mattino in casa di Carraresi, probabilmente non ha permesso loro di organizzarsi. Va bene, tornando... Quindi prima di tutto c'è il diritto di poter esprimere le proprie idee. Secondo punto, sul termine diritto mi prenderei in mano il vocabolario, mi prenderei in mano un'enciclopedia a vedere cosa significa il termine diritto, perché mi sembra che certe richieste che vengono fatte da questi manifestanti del Gay Pride non hanno niente di diritto, non c'entrano assolutamente di diritto, ma sono solo delle fantasie
e parlo da medico, ho sentito utero in affitto, gravidanza per altri e tutte queste cose qua, e non sono diritti, sono fantasie, sono ricerca di qualcosa, di soddisfare delle esigenze proprie che non è detto che siano quelle, tra virgolette, giuste, reali, naturali. Va bene, questo è il punto che volevo confermare. Tutto qua. Quindi secondo lei insomma, le persone omosessuali hanno gli stessi diritti delle persone eterosessuali in questo paese? Allora, la persona omosessuale in quanto persona ha gli stessi identici diritti dell'altra persona omosessuale. Cioè prima parliamo di persone, la persona ha gli identici diritti di qualsiasi persona, ha gli identici diritti di qualsiasi altra persona. Quando entriamo in certi argomenti dove andiamo a interferire ma sulla vita di altre persone, tipo parliamo dell'utero in affitto, della gravidanza per altri, della genitorialità, omogenitorialità. Lì, a questo punto l'interesse del bambino, i diritti di quel bambino là sono tutelati o meno? Il bambino diventa una specie di merce, usiamo i termini brutali, di merce di compravendita per soddisfare delle fantasie di certe persone. Tornando ho letto anch'io quel manifesto degli intenti. Su grandi linee posso essere d'accordo della libertà di espressione, vi dicendo, ma su altre sarei completamente in disaccordo. Quindi nell'ipotesi che mi venissero a proporre la firma di quel manifesto mi rifiuterei assolutamente. Poi per quanto riguarda la presenza o meno alla manifestazione, cioè anche il fatto di non andarci è una scelta politica. Esatto. Cioè io ci vado, manifesto il mio parere a riguardo, io non ci vado perché ho un parere contrario. Ad esempio, è stato accennato prima il Bella Ciao, no? Il 25 di aprile c'è stata la manifestazione a Treviso, dove i giornali puntualmente hanno notato l'assenza di Luigino Rancan, che ero io rappresentante del Popolo e della Famiglia. Non ci sono andato apposta, perché non c'entro assolutamente, e ho scritto un comunicato stampa intitolato 25 aprile che né il Gazzettino si è fidato di comunicare, né la Tribuna di Treviso ha voluto pubblicare, e mi sembra anche Antena 3 non abbia fatto nessun accenno, dove chi l'ha letto ha detto avevi le tue buone ragioni per affermare quanto hai detto. Noi l'abbiamo chiamata, visto? Oggi c'è il Pride, l'abbiamo chiamata. Sì, probabilmente vi sarete accorti. E comunque quel mio comunicato stampa, ci sono le prove che sia la Tribuna che il Gazzettino, che chi ha organizzato la manifestazione, l'ha letto, perché tra le righe hanno utilizzato delle frasi che io avevo messo in quel comunicato stampa, però mi hanno accusato di non essere presente in questa manovra antifascista. Invece era un messaggio. Era ben preciso. Zanella, le chiedo di commentare un po' le parole di Rancan, no? Che insomma, il singolo comunque i propri diritti li mantiene. Cosa ne pensa? Cioè, persone omosessuali hanno davvero gli stessi diritti delle persone eterosessuali? No. E se no, ci fa qualche esempio. La questione della registrazione dei figli o dell'adozione omogenitoriale è palese che c'è una situazione di disparità, quando io credo che un figlio che deve crescere insomma, sia indifferente chi in qualche maniera se ne prende cura, chi gli dimostra l'affetto, chi lo educa, chi lo mantiene, chi lo fa crescere. Penso che debba essere assolutamente parificata la situazione. Mi perdoni se la disturbo, che Rancan intenda che un figlio con due padri non ha due padri. Non ha due padri, non ha... è quel figlio lì, quando arriverà è leso il diritto di quel bambino. Quando arriverà all'età della ragione, quando arriverà all'età della ragione quel ragazzo lì, che può essere a 15 anni, a 20, a 30, a 40, che dipende dallo sviluppo culturale e intellettuale che abbiamo, se ne accorgerà di questa situazione. E allora si porrà il problema veramente: cosa sono stato io? Chi ero io in quella fase lì? Quando arriverà all'età della ragione, purtroppo si trova di fronte a una società che fa questo tipo di discorsi, questo tipo di ragionamenti. Allora, io parlavo prima delle discriminazioni da un punto di vista dell'apice dell'iceberg, della punta dell'iceberg, delle tante situazioni di violenza, delle tante situazioni di ingiurie. Ecco, io penso che questa sia la punta dell'iceberg e che di base questo nasca da una mentalità ancora retrograda nella quale vi sono delle discriminazioni, c'è il portare avanti delle disparità, c'è io credo il non riconoscere ad esempio
la possibilità del diritto di avere dei figli, come dicevo poc'anzi, il fatto di non avere uno schieramento politico che in qualche misura tuteli e difenda le persone omosessuali delle discriminazioni. È chiaro che il Pride è una manifestazione con una piattaforma politica. Qua va chiarito che avere una piattaforma politica non vuol dire andare nell'interesse di un partito piuttosto che di un altro. Credo che questo non si possa fare come accusa il Pride. È chiaro che in una piattaforma politica con delle rivendicazioni di uguaglianza, di difesa, di tutela, di parità, si va in qualche misura a contestare chi queste istanze le ha negate ad esempio con la soppressione, la non approvazione del DDL Zan contro l'omofobia, le sta negando anche in questo momento, quindi io credo che sia naturale l'avere una piattaforma rivendicativa, l'avere una carta di intenti e di default si va in qualche misura a contestare chi si oppone a queste questioni, a questi elementi di libertà e appunto di parificazione dei diritti. Allora ci fermiamo un attimo, pochi secondi di pubblicità, poi con Raffaele Freda e Nicolò Rocco torniamo su questi argomenti, vi aspetto. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, ancora buon sabato. Stiamo dibattendo del Pride, marcia per i diritti, che partirà oggi pomeriggio a Treviso, partenza dalla stazione ferroviaria. Ma prima di continuare il nostro dibattito ci chiede la linea il nostro Federico Fusetti con la notizia che vi abbiamo dato in apertura, la tragica morte di una donna anziana investita dal figlio che stava facendo retromarcia con il suo furgoncino. Federico, buongiorno, siamo da te. Buongiorno da San Giorgio delle Pertiche, purtroppo per parlare di una tragedia avvenuta ieri, veramente una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità con Santa Bedin, 81 anni, che è stata travolta nel cortile di casa dal furgone condotto dal figlio, quindi pensate quale tragedia è stata questa, è avvenuto appunto nel pomeriggio di ieri, arrivati subito i soccorsi, però purtroppo per l'anziana non c'era nulla da fare, anziana che viveva proprio con il figlio e quindi è veramente inspiegabile quello che è accaduto. Siamo col sindaco Daniele Canella che tra l'altro insomma, vive anche a poca distanza da questa famiglia, a Cocche, che è una frazione Arsego, quindi una località del suo comune. Sindaco, è ovviamente difficilissimo trovare parole, una famiglia che lei conosceva benissimo. Sì, è una tragedia che lascia veramente senza parole, nel senso che non c'è nulla da dire, non c'è nulla da commentare se non riportare tutto il sentimento di tristezza, di incredulità, di rammarico, di sconforto di tutta la comunità della contrada Cocche, del paese di Arsego e di tutto il comune di San Giorgio delle Pertiche. La famiglia Zantomio è conosciutissima, vive, frequenta da sempre il paese, tutti, ricordo ancora il papà Ruggero che è mancato qualche anno fa, Santa, e i figli Lino, Linda, Mariano. E quindi è mancata una di noi, è mancata in un modo così drammatico, così difficile, così sconvolgente. Purtroppo sono cose che succedono, non si vorrebbe succedessero mai, ma succedono. È evidentemente un incidente, direi domestico, quasi domestico, che capita, e di fronte a queste tragedie non ci resta insomma che rispettare in grande silenzio quello che è il lutto di una famiglia distrutta dal dolore e soprattutto il lutto di Mariano, a cui veramente voglio far pervenire l'abbraccio sincero e oltre che personale anche di tutta la comunità, invitandolo, e poi andrò a trovarlo anche personalmente, a non aver sensi di colpa, a non aver rimorsi, nel senso che sicuramente non è una cosa che ha voluto, sono cose che succedono e di fronte a queste tragedie insomma non ci resta che appunto, come dicevo prima, rispettare il lutto nel silenzio e soprattutto insomma guardare il cielo e basta.
una dinamica purtroppo chiarissima. Il magistrato non ha nemmeno preso provvedimenti particolari. Allargando, Sindaco, un attimo il discorso, negli ultimi giorni sono successe 4 tragedie simili, cioè nel senso tutti investimenti, chiamiamolo così, da parte o di familiari o di conoscenti a casa, nelle vicinanze. È una particolarità, probabilmente è un caso, però al giorno d'oggi come si può evitare? Credo che sarebbe ora di dotare d'ufficio per legge tutti i mezzi di trasporto di nuova immatricolazione dei sensori di parcheggio, così come tanti anni fa sono state introdotte obbligatorie le cinture di sicurezza, nel senso che veramente è un presidio che costerà, se prodotto di serie, pochi euro, 10, 20 euro, 30 euro, non lo so, ma che nel caso di ieri sarebbe stato fondamentale a salvare una vita di una persona per bene, una persona a cui anch'io volevo bene. Grazie al Sindaco Daniele Canella, grazie, vi restituisco la linea. Grazie al nostro Federico Fusetti. Commentavamo qui in studio questa notizia davvero tragica, la ritroverete questa sera nei nostri notiziari. Telegiornale del Veneto, Raffaella Freda, sono da lei un po' per continuare i temi di cui stiamo dibattendo, questi diritti civili che appunto secondo Luigi Norancane, diritti che di fatto ci sono per omosessuali, eterosessuali, quindi una società che in qualche modo garantisce i diritti a tutti. Sì, mi permetto di esprimere solidarietà al figlio della signora scomparsa, perché starà vivendo indubbiamente un dramma personale terrificante. Torniamo sul tema di prima, che era quello dei diritti calpestati. Io mi faccio delle domande. Se una persona omosessuale in Italia si rivolge a un ufficio comunale per un'autorizzazione, viene discriminato. Se un omosessuale si trova davanti a un giudice in Italia, viene discriminato. Se un omosessuale vuole partecipare a un concorso in Italia, viene discriminato? La risposta è no. Le discriminazioni che ci sono magari di natura culturale, che appartengono a delle situazioni di socialità tra le persone. Nella carta di intenti ho letto un certo pregiudizio, peraltro, verso le forze dell'ordine e gli impiegati pubblici del nostro paese, che dovrebbero essere formati, specialmente le forze dell'ordine, nel rapportarsi con le persone che appartengono alla comunità arcobaleno. Quindi di fatto l'unico tema su cui si parla di diritti calpestati è quello della genitorialità, e si parla di un tema però come se si desse per assodato che quello sia appunto un diritto. Invece mi piacerebbe ascoltare le ragioni del sì, cioè delle ragioni per cui effettivamente le coppie omosessuali dovrebbero avere il diritto di adottare, sia sul tema della supremazia dell'interesse del bambino rispetto a tutti gli altri interessi, sia sulla pratica della maternità surrogata o utero in affitto. Vorrei capire quali sono le posizioni, perché io non lo so se avete mai provato a cercare quei siti delle società che promuovono e che praticano l'utero in affitto. Basta googlare, trovate diversi siti di Malta, ucraini, georgiani, statunitensi, che offrono tutta una serie di servizi per cui alla fine dei conti, con 30.000 euro, grosso modo anche qualcosa di meno, tu puoi far condurre una gestazione a una donna povera che ha bisogno di denaro. Dopo 9 mesi gli strappi il bambino, questo bambino viene dato a una coppia omosessuale o anche eterosessuale, è aberrante in ogni caso, bisogna essere molto chiari nel dirlo, e quel bambino, ad esempio, il primo diritto che gli viene negato è il diritto a un'identità genetica, non saprà mai effettivamente da dove viene, l'ha detto anche un altro ospite prima. Tra l'altro aggiungo una nota di colore, proprio di colore: se uno va a vedere questi siti scopre che se nel catalogo del bambino immaginato per come lo si vuole si sceglie il fenotipo, quindi sostanzialmente di quale etnia deve appartenere, a quale etnia deve appartenere il bambino, scopre che il fenotipo africano costa meno. Sono anche razzisti, tra l'altro. Questo dà, secondo me, l'idea ancora di più del livello di aberrazione raggiunto, e penso che il fatto che in Occidente questo sia stato sdoganato non voglia dire che noi non dobbiamo fare una riflessione seria sulla questione. Del resto in Occidente, come ad esempio negli Stati Uniti, è ampiamente diffusa la pratica
da molti anni, ma allo stesso modo negli Stati Uniti hanno una concezione completamente diversa da noi, per esempio sull'utilizzo delle armi, quindi portare gli esempi dell'estero secondo me conta poco, dobbiamo fare una riflessione vera, uno sul il migliore interesse dei bambini all'anglosassone, o meglio la supremazia dell'interesse del bambino, del minore, e due sulla pratica appunto della maternità surrogata. Chiarissimo, chiedo un passaggio anche a lei Rocco su questo e dopo vorrei passare invece a diciamo slittare parlando di ragazzi e studenti che già hanno acquisito consapevolezza del loro passaggio, della necessità di essere diversi, di essere riconosciuti come diversi, da cui parliamo delle carriere alias che in certi casi vengono in determinati istituti scolastici riconosciute. Però vorrei fare un passaggio anche con lei sui diritti dei bambini. Cosa ne pensa di quello che ha detto Raffaele Freda? Io sono sempre stato un sostenitore della tutela delle situazioni di fatto. Per esempio sulla stepchild adoption io ho sempre pensato che fosse necessario introdurre anche la stepchild adoption, perché nel momento in cui io giustamente do un riconoscimento diciamo della possibilità insomma che due persone dello stesso sesso costituiscano una coppia riconosciuta per lo Stato, e quello era un diritto mancante che è stato introdotto fortunatamente dal governo Renzi, poi può succedere che una diciamo di queste due persone abbia magari un figlio, e se quel figlio cresce con diciamo due figure, poi magari viene a mancare la figura che era la madre o il padre, è giusto che quel bambino continui a stare nel nucleo nel quale è cresciuto. Questo non significa essere favorevole contro le adozioni, significa riconoscere il diritto di un bambino ad una continuità affettiva. Penso però che ci sia un vizio di fondo nel voler continuamente associare il tema della maternità surrogata al tema delle coppie omogenitoriali, semplicemente perché statisticamente non è così. Cioè, ieri il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sta proponendo una legge sul reato universale per quanto riguarda la GPA, sul quale io potrei essere anche in linea di principio d'accordo, ha accolto con il massimo diciamo dell'entusiasmo Elon Musk. L'8º figlio di Elon Musk è stato avuto con l'utero in affitto, quindi io sto accogliendo una persona che ha ricorso per quanto riguarda la genitorialità a una pratica che costituirebbe un reato universale nel momento in cui io accolgo quella persona nel mio paese. Sono un tifoso di calcio, non ho mai tifato Juventus, ma i tifosi della Juventus hanno gioito ai gol di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha avuto un figlio con l'utero in affitto, per cui e non mi pare che parlare di Cristiano Ronaldo sia parlare di famiglie omogenitoriali, perché sta con una donna. Per cui secondo me facciamo tutte le riflessioni del mondo, ma cerchiamo di alzare l'asticella e di non pensare che per forza i diritti delle persone omosessuali, che in questo momento dal mio punto di vista non sono discriminate se vanno a uno sportello pubblico, ma comunque stanno in un paese in cui il Presidente del Senato dice se avessi un figlio omosessuale sarebbe una sfiga, probabilmente non si sente in un contesto culturale particolarmente accogliente. Discriminazione culturale. Sono convinto che serva comunque fare qualche passo avanti anche su questo, e magari tenere in considerazione insomma che il grande obiettivo della nostra società è fare in modo che ogni persona si senta accolta in questa società. Poi sono d'accordo, non per forza tutto è diritto, la genitorialità non per forza è un diritto, la genitorialità è un percorso che poi porta anche dei doveri. C'è anche da dire che anche sulla genitorialità per quanto riguarda le coppie eterosessuali, grazie alla scienza abbiamo fatto dei passi avanti importantissimi. E allora adesso facciamo, no ma è vero, ha ragione da questo punto di vista, e mi piacerebbe far girare, chiedere un commento un po' a tutti, perché vedevo Rancana annuire o dissentire, insomma è bello vedere insomma che anche qui dallo studio poi ci sono delle reazioni. Vuole dire qualcosina ma proprio telegrafico, ho visto che si annotava una cosa. Sì, diritto ad avere dei figli. Cioè qua ci vuole un'enciclopedia per spiegarla, cioè c'è la possibilità di avere dei figli. Il diritto di avere dei figli è tutt'altra cosa, cioè io direi la possibilità di avere dei figli, quindi un uomo, un maschio e una femmina fertili hanno la possibilità di avere dei figli. Se poi si uniscono in matrimonio, quello che vogliono, possono anche non unirsi in matrimonio, però decidono insieme di esprimere questa possibilità di avere dei figli, ho detto che questo è giusto. Se una coppia per definizione è sterile, non sto parlando della singola persona che sia sterile, ma la coppia è sterile per definizione,
questa coppia, tra virgolette, a mio giudizio non ha diritto ad avere dei figli, perché li comprerebbe alla fin fine. Allora, carriere alias, facciamo un altro passaggio, perché poi ci sono invece i ragazzi, gli studenti che nel corso, insomma, della loro adolescenza si rendono conto, insomma, di essere in un corpo che non sentono loro e chiedono all'istituto scolastico che li ospita di poter iniziare una carriera alias, cioè di cambiare nome e traslarlo al femminile o al maschile, o addirittura chiedono di avere dei servizi igienici dedicati. È il caso di Treviso, ci sono stati 2 istituti scolastici in cui sono arrivate richieste da parte di alcuni studenti e i presidi, in maniera totalmente, insomma, autonoma, hanno acconsentito, no, a poter trascrivere anche nella pagella, ad esempio, no, il nome e il cognome di questi ragazzi al maschile piuttosto al femminile, cambiando di fatto il genere. Vi chiedo anche su questo cosa ne pensate, Rancan? 2 minuti a testa. Sì, allora quando ho visto, mi sembra Mestre, dopo anche in altri città, sì, ma mi riferisco a quello di Mestre perché il pensiero mi è venuto quella volta lì, che la preside ha accettato di cambiare sul registro il nome del ragazzo che si sentiva ragazzo e viceversa, adesso non mi ricordo neanche. Beh, per me quella preside è una persona fallita, probabilmente nella sua fantasia mentale voleva fare l'ufficiale di stato civile dell'anagrafe per decidere cosa scrivere. Cioè, ma è compito di un preside cambiare sesso una persona, cioè anche se quel ragazzo si sente diverso. Io, mia moglie che è stato 38 anni insegnante e mi raccontava di questi fatti, per carità, ci vivo, anche da medico sentivo queste cose qua. Cioè va bene, va seguito a questo ragazzo, va capito, va tutto, va parlato con i genitori, bisogna capire anche le dinamiche familiari che hanno portato a questo ragazzo a esprimere questo desiderio, ma che una preside si sente in diritto di modificare un registro che è anagrafico, che è statale, cioè è un'assurdità, cioè entriamo nel campo delle fantasie, dei desideri che non hanno senso. Zanella, un ragazzo si sente donna e richiede di essere chiamato, riconosciuto come tale, sbagliato? Perfetto. Allora, tanto per cominciare, non toglie nulla né a me, né a Rancan, né agli altri ospiti. Non vedo perché negargli questo tipo di diritto. Anzi, io penso, prima qualcuno parlava di pregiudizio culturale, è vero, c'è un pregiudizio culturale. Allora, io credo che noi come comunità, inteso come popolo e come istituzioni, dobbiamo provare a far cessare questo pregiudizio culturale, a porre un argine rispetto a questi pregiudizi e a far sì che le tante persone che oggi non hanno il coraggio di dichiararsi, non hanno il coraggio di vivere la propria vita nella libertà, non hanno, in qualche misura si sentono discriminate, possano vivere in una società dove ci possa essere una libertà d'espressione, una libertà di scelta, di orientamento, senza appunto dover incorrere in quello che è il pregiudizio, peggio ancora senza dover incorrere a quello che è la discriminazione, peggio ancora senza dover incorrere in quelli che sono purtroppo i tanti fatti di violenza. Cioè dobbiamo ripartire dalla base, dalla libertà di espressione della persona, dalla libertà di proposizione anche di quella persona per come sono la propria indole, le proprie scelte, il proprio orientamento. Io credo che a noi non tolga veramente nulla. Poi un piccolo passaggio sulla genitorialità. Sì. Io penso che il diritto ad avere dei figli sia un diritto del tutto legittimo e credo che anche qui serva un discorso culturale di base dello sganciare totalmente quello che è la genitorialità, cioè quella che è l'affetto per un figlio, il fatto di crescerlo, il fatto di educarlo, dà degli elementi di ordine biologico, perché a prescindere dal Pride e ai temi legati alle questioni LGBT, la società di oggi, che non è la società del Medioevo, ci presenta una gamma di situazioni familiari, di figli con un solo genitore, di famiglie separate dove il figlio o la figlia ha un rapporto con il nuovo compagno del papà e della mamma che gli funge in qualche misura da elemento educativo, da elemento affettivo. Quindi assolutamente io credo che di base vada totalmente separato il discorso biologico dal discorso della vera genitorialità, cioè del crescere un figlio e di dargli
gli strumenti per affrontare la vita. E se qualcuno ha dei problemi, se qualche bambino, qualche ragazzo può avere dei problemi, non è legato alla famiglia monogenitoriale, omogenitoriale, di genitori separati, è molto più spesso legato a quello che è lo stigma sociale ancora dominante. Raffaele Freda e poi Nicola Rocco su questo, un passaggio direi sulle carriere alias, no? Su questi diritti, no? Questi ragazzi che chiedono di essere chiamati con un altro nome di fatto. Sì, e poi mi piacerebbe ritoccare l'ultimo tema affrontato da Zanella. Va bene, sulle carriere alias si parla di libertà, purché la libertà non diventi caos. Io credo che comunque questa cosa questa delle carriere alias possa patire qualche problema in ordine alla discrezionalità della cosa e proprio all'ordine amministrativo dei documenti, ecco. Però il vero punto, a mio modo di vedere, sulla questione è: ma la carriera alias viene accettata, viene istituita a seguito di un giudizio medico perché si è in presenza di una disforia di genere, oppure è assolutamente discrezionale? Perché vedete, sempre la carta di intenti del Treviso Pride parlava di un impegno da parte delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche, delle aziende sanitarie a creare carriere alias slegate da una patologia e, nel caso di minori, anche senza il consenso dei genitori. E qui abbiamo due problemi: uno, che slegate da una patologia significa, non lo so, che una persona in qualunque momento può andare di fronte all'istituzione, all'ente di turno, nel caso della scuola, alle scuole, a dire voglio cambiare il nome, ma non abbiamo un dato di fatto, un dato fattuale da cui partire. Il secondo, invece, rispetto all'autorizzazione dei genitori, è che nel nostro ordinamento sotto i 18 anni vige una presunzione relativa di incapacità di intendere e di volere. Quindi a mio modo di vedere non possiamo creare delle deroghe ad hoc per questa situazione o per un'altra. Comunque la questione delle carriere alias direi che sinceramente mi chiarissimo, Freda, è stato chiarissimo quando ha parlato di caos. Mi appassiona relativamente. Se posso permettermi però su quello che diceva Zanella, come si fa a dire che sulla genitorialità si devono slegare i discorsi dai principi di natura biologica? È assolutamente fuori da ogni logica, da ogni senso. Allora, questo è un tema sul quale vi riconvocherò. Non ho lo spazio in questa trasmissione per approfondirlo, ma qui lo dico anche ai telespettatori perché so che questo è un dibattito di grande interesse. Torneremo su questo, quindi insomma, preparatevi, vi richiamo entrambi perché lascio la questione aperta davvero, perché vorrei dare la parola a Rocco. Ho 2 minuti. Nicola Rocco, prego. Su questa chiosa, diciamo, di Freda, in realtà è un'evoluzione il fatto che si scindano l'aspetto biologico con, diciamo, l'aspetto della crescita, altrimenti i servizi sociali non riuscirebbero ad intervenire di fronte magari a dei genitori con delle tossicodipendenze, dei genitori maltrattanti, per cui certo è bello che ci sia continuità tra la parte biologica e la parte così genitoriale, ma purtroppo non sempre è così, e quindi è anche un prendere atto del fatto che molto spesso i figli, e questi sono i primi figli che magari crescono con dei genitori che non sono quelli biologici a dirlo, i figli poi alla fine diventano di chi li cresce e non solo di chi li mette al mondo. Poi sarebbe bello che chi mette al mondo i figli sentisse la responsabilità nei confronti di queste creature, sarebbe bellissimo e sarebbe giustissimo. Per quanto riguarda le carriere alias, penso che sia diciamo un avanzamento, per quanto da un certo punto di vista sono d'accordo anche con le attenzioni che dice Freda rispetto, diciamo, alla maggiore età e rispetto comunque al fatto che ci sia, non mi piace la patologia, ma ci sia un accompagnamento da parte di magari uno psicologo o comunque di un ente che supporta anche chi va a fare un certo tipo di richieste, ma sono d'accordo perché mi pare che inizino comunque ad essere dei casi nei quali quando si va a questo tipo di riconoscimento della carriera magari si limita la dispersione scolastica, si va a limitare una forma di bullismo nei confronti di questi ragazzi, queste ragazze e ragazzi,
Certo, poi bisogna sempre stare attenti a quello che è l'aspetto, diciamo così, biologico, che comunque è un aspetto che permane finché non c'è un cambio di sesso, e lì sì, insomma, ci vuole anche un certo tipo di accompagnamento anche medico, e con quello che invece è un riconoscimento da un punto di vista, insomma, del nome e dell'identità. Sono dei temi, insomma, molto, molto complessi, ma nel momento in cui non si fa del male a nessuno e si va ad aiutare qualcuno a sentirsi, diciamo, maggiormente accettato e maggiormente incluso, penso che la società non faccia niente di male nel consentire questo tipo di percorsi. Grazie per essere stati con noi, davvero, per la chiarezza anche, insomma, nell'esposizione delle vostre idee. Grazie a Luigino Rancan per il Popolo della Famiglia, Gabriele Zanella, Federazione Comunista Unione Popolare, Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, e Nicolò Rocco, Azione Italia Viva Futura. Davvero grazie per questo dibattito, è stato molto molto interessante. Arrivederci. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, vi facciamo vedere prima le previsioni del tempo, poi dopo la pubblicità con l'assessore Ragona, assessore all'ambiente e alla mobilità del Comune di Padova, Lega Ambiente Veneto, per parlare del nuovo regolamento per i monopattini. A tra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Weekend con sole e caldo estivo sul nostro territorio. L'alta pressione si consolida sempre di più. Il dettaglio di sabato 17 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica. Il cielo sarà limpido o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature in locale lieve aumento, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi, non del tutto esclusi nel pomeriggio degli isolati piovaschi sui monti. Temperature minime sui 13-18 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà molto soleggiato, con qualche breve fenomeno sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23. Buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione, andiamo avanti con il nostro approfondimento dei tanti temi di attualità. Sapete che oggi è in corso la Dunata Triveneta degli Alpini, la lunga diretta di questa mattina, poi la diretta di questa sera e domani la diretta dello sfilamento delle Penne Nere a Belluno. Apriamo un'altra pagina, parliamo di mobilità. E lo facciamo con il contributo dell'assessore di Padova, Andrea Ragona. Buongiorno Andrea, grazie per essersi collegato. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo il presidente di Lega Ambiente Veneto, Luigi Lazzaro. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, anticipando alcune misure previste dal nuovo codice della strada, ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i monopattini. Questo è un po' sommariamente un riassunto che vi posso fare. Assicurazione, targa e frecce saranno obbligatorie per circolare con monopattini e biciclette, ma poi ci sono tante altre novità. Allora io partirei da lei Ragona, perché Padova in qualche modo ha cercato di normare l'utilizzo dei monopattini. Voi avete un servizio come bike sharing, anche di sharing di monopattini, ve ne sono tantissimi, poi tra l'altro a Padova sono anche utilizzati. Come un'amministrazione comunale può come dire, normare anche l'utilizzo dei monopattini e quanto la città ne ha beneficiato? Sì, allora diciamo che provare a fermare i monopattini in maniera ideologica oggi sarebbe un po' come provare a fermare le automobili
negli anni 20-30 del Novecento, no? Sono innovazioni tecnologiche che ci sono e che vanno appunto normate perché stanno crescendo, ogni giorno se ne vendono migliaia, ogni giorno migliaia di persone decidono di muoversi in questo modo, non solo in Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, e quindi pensare di bandire da un giorno all'altro le cose o affrontare il tema in maniera ideologica si sarebbe destinati alla sconfitta. Noi abbiamo quindi provato a normare, soprattutto cercando di potenziare il servizio di sharing pubblico dei monopattini, ovvero dando in concessione a 2 compagnie che si occupano di questo, l'utilizzo dei monopattini. Ovviamente uno può avere il suo monopattino, però noi cerchiamo di promuovere quello pubblico e promuovendo quello pubblico noi possiamo decidere dove farlo girare, dove farlo parcheggiare, mandare delle multe autonomamente tramite app, bandire qualcuno che si comporta male, avere dei monopattini che hanno ruote più grandi, le frecce, la targa, cioè sono più sicure, regolamentare la velocità, e quindi noi riusciamo in qualche modo a intervenire. Cercare di fare manovre che poi vanno a vietare lo sharing dei monopattini o impedirlo, in realtà avranno l'unico esito di aumentare quelli privati, che sono molto più difficili da controllare. Intanto è corretto. Non ho sentito la Il nuovo domanda. codice della strada introdurrà l'obbligo del casco. Oggi quasi nessuno guida il monopattino con un casco. Questo diciamo lo ha annunciato Salvini, poi Sì. fa tanti annunci Salvini. Ma cosa poi ne non pensa sempre- lei? Cosa ne pensa? Io penso che probabilmente più che il casco si potrebbe intervenire sulla larghezza delle ruote. Credo che se si è investiti da una macchina, se c'è il casco o non c'è il casco, questo come dire non porta tanta sicurezza. Le ruote invece più grandi, perché ci sono alcuni monopattini che hanno ruote molto piccole, più piccolo il diametro, più è più facile cadere, e cadendo da un monopattino effettivamente ci si può far male. Allora andrei ad agire su quello che è il maggior rischio per l'utilizzatore del monopattino, che è appunto quello della caduta, perché più grandi sono le ruote, più c'è invece sicurezza. I nostri monopattini ad esempio hanno ruote grandi, quelli privati hanno ruote piccole di solito. Poi le chiedo un passaggio sulla presenza dell'assicurazione della targa per i monopattini. Questi sono appunto gli annunci che sono stati fatti da Salvini, quindi chiedo a lei, insomma, Padova li usa da diverso tempo, ve ne sono tantissimi, chiedo a lei insomma un commento anche su questo possibile cambiamento. Bisognerebbe fare una statistica e vedere quanti monopattini creano danni, perché se poi dopo succede che i casi di danno, no? Sono 1 su 10.000 poi effettivamente che poi non si risolve, cioè danni così grandi che non possono essere pagati autonomamente da una persona, perché di fatto poi succede la stessa cosa. Abbiamo perso il collegamento con l'assessore Ragona, diamo allora all'assessore il tempo di ripristinarlo. Lazzaro, sono da lei allora per questo passaggio. Chiedo anche a lei un commento sulle parole del ministro Salvini: casco, targa, assicurazione, così potrebbe cambiare l'utilizzo dei monopattini. Intanto c'è da dire che forse questa visione dell'utente della strada, ciclista o in monopattino o comunque con mezzi in sharing piuttosto che alternativi all'automobile, sia un utente in qualche modo extraterrestre rispetto al modo di muoversi che noi conosciamo, e questo non è un messaggio positivo per chi ha scelto e sta scegliendo di cambiare modo di muoversi, integrando anche la mobilità con l'automobile, insomma, ecco perché l'intermodalità dovrebbe aiutare poi le città a cambiare il loro assetto per favorire un modo di muoversi più dinamico e che ci aiuta non solo a utilizzare meno l'automobile, a congestionare meno le città, ma anche a muoversi più liberamente, più a contatto, creando più socialità di quanto l'automobile stessa non possa fare. Quindi la visione del ciclista o dell'utente della strada col monopattino che sia esclusivamente, diciamo, il mezzo a rendere l'utente più pericoloso degli altri, è una visione un po' sbagliata che noi chiediamo di invertire. La differenza non la fa il mezzo, quindi non è il mezzo più pericoloso degli altri, ma la fa chiaramente chi la guida. Allora magari un investimento che forse manca da tempo
anche su diciamo, come comportarsi sulla strada, non solo con i mezzi come questi ma anche con le automobili, perché i numeri che vediamo poi ci raccontano di tutt'altro riguardo agli incidenti e alle stragi lungo le strade, cioè incidenti riguardano prevalentemente investimenti da parte di automobili, di pedoni, spesso nella maggior parte dei casi, oltre che ogni tanto di utenti col monopattino che comunque sono ad oggi come statistica, come diceva l'assessore Ragona, non hanno numeri così emergenti e forse fare un po' di educazione stradale in generale potrebbe aiutare. Certo, gli elementi di sicurezza sono elementi importanti che nel caso dei monopattini in sharing siamo concordi sul fatto che possano e debbano essere diciamo, autorizzati solo con gli elementi di sicurezza come le frecce appunto o ruote più grandi, come diceva l'assessore. Per quelli in vendita chiaramente serve un intervento forte da parte di chi governa, che ha la capacità non solo di annunciare ma poi anche di mettere in campo cambiamenti concreti, insomma ecco, non con la ricaduta finale solo sul conducente di quel mezzo, ma anche della filiera produttiva, della filiera di distribuzione. Senta, diceva prima Ragona, no? La rivoluzione monopattini non può essere cambiata, non si può invertire la rotta, no? Come in qualche modo restiamo a Padova, ad esempio la rivoluzione tram, ma oggi si parla di una terza linea del tram e per la seconda linea, insomma, sono anni che raccontiamo le contestazioni nate attorno a questa rivoluzione della mobilità, una rivoluzione inarrestabile. I monopattini contribuiscono, secondo voi, come Legambiente, a come dire, abbattere anche i livelli di PM10 del nostro territorio? Insomma, la pianura padana sappiamo essere, se non sbaglio, il quarto luogo più inquinato d'Europa. Sono questi i dati, è corretto? Beh, assolutamente l'area della pianura padana è una delle regioni, macro regioni più inquinate con altre aree dell'Europa, soprattutto Europa dell'Est, che hanno diciamo, condizioni importanti di insalubrità o meglio di mediocre salubrità dell'aria. Certo, il monopattino risponde alla domanda come la bicicletta, insomma, ecco, come tutti i mezzi elettrici, quindi anche le automobili elettriche, ma comunque un cambio di paradigma sulla mobilità che noi predichiamo da tempo, cioè quello di ridurre anche il numero di vetture private e agevolare un modello di intermodalità di vari mezzi, quindi comprese le automobili che nessuno vuole eliminare dalla strada, ma magari vuole rendere meno pericolose, meno padrone di quello che è uno spazio che deve essere godibile da tutti i tipi di mobilità. E torno a dire, ci sono anche i pedoni che non debbono avere solo le aree pedonali dedicate nei centri delle città, ma devono potersi muovere in sicurezza nei quartieri piuttosto diciamo, che in tutti i luoghi ad esempio di attività commerciali piuttosto che di luoghi pubblici, e quindi da poterli raggiungere liberamente e in sicurezza. Quindi crediamo che vada invertito questa idea, insomma, ecco, che si sviluppi il futuro delle città con il mezzo a quattro ruote privato, mantenendo ovviamente una multipresenza di tutte le tipologie di mezzo che aiutano sicuramente e concorrono anche alla riduzione di quelle che sono le emissioni inquinanti di CO2, oltre che quindi di lotta alla crisi climatica, al cambiamento climatico, e riducono anche quelle che sono le emissioni vere e proprie inquinanti, quelle che conosciamo tutti e che soprattutto all'interno delle aree urbane è dovuta in particolar modo all'inquinamento del traffico dei trasporti, e quindi provare a modificare anche continuare a incidere su questi aspetti significa non alzare bandiera bianca e dare invece ai cittadini la possibilità di scegliere e la libertà di scegliere quale mezzo utilizzare, rendendoli consapevoli, e questo, ripeto, è uno degli elementi su cui il governo dovrebbe lavorare, non solo sui divieti ma su come rendere consapevoli gli utenti della strada. Le sembra che queste dichiarazioni di Salvini siano un po' una guerra ai monopattini? A noi sembra che, come spesso capita, non si affrontano i problemi diciamo centrali e si cerca di trovare un elemento di discussione al di fuori degli elementi concreti, insomma un modo per forse sgravarsi delle responsabilità, per parlare invece di riassetto delle città, di aree a traffico limitato, low emission zone, che sono diciamo scritte, presenti, elaborate sia sui documenti ministeriali piuttosto che su quelli regionali, che dovrebbero indurci a cambiare l'assetto delle città. Le strade scolastiche, che sono normate dallo Stato, quindi hanno una legge che le permette la loro attivazione e che invece fanno fatica ancora a nascere
nel nostro paese, piuttosto che un aumento di quelle che sono le aree pedonali, la fruibilità pedonale e il verde pubblico all'interno delle città, che spesso invece è ridotto al lumicino, e questo si somma agli effetti negativi poi sulla qualità dell'aria e della qualità della vita all'interno di queste città. Quindi ecco, a noi sembra trovare un colpevole per non parlare invece di un cambiamento dell'assetto delle città. Noi vediamo che solo Padova, tra le città capoluogo del Veneto, ha introdotto e sta investendo in un sistema di mobilità diverso, che è quello del tram, che è quello della rotaia, mentre altri comuni non lo stanno facendo. Vediamo da tanti anni un'attesa di filobus a Verona, e dovremo vedere quello di Vicenza prendere vita. Anche qui l'importante, come noi abbiamo sempre sottolineato, è che si dia priorità al trasporto pubblico, quindi la corsia riservata, quindi l'impossibilità di commistione col traffico privato, e una serie di agevolazioni che renderebbero al cittadino la vita più agevole, e sapere che utilizzando i mezzi pubblici, utilizzando i mezzi di micromobilità piuttosto che la bicicletta, e magari appunto in modalità di sharing, di condivisione, o comunque utilizzando più mezzi, può raggiungere un luogo a costo ridotto, una destinazione da A a B a costo ridotto, quindi non più alto di quello dell'automobile, e soprattutto in tempi che siano concorrenti con la vita dinamica che tutti oggi noi viviamo. Per fare questo, ecco, non possiamo certo dire che i monopattini devono essere liberati e utilizzati per qualsiasi cosa. È evidente che il monopattino in autostrada, piuttosto che sulle tangenziali, piuttosto che sul grande scorrimento, è un elemento, che rischia, che mette a rischio non solo la persona su cui è sopra, ma anche tutta la viabilità, con conseguenze che non voglio nemmeno immaginare. Quindi vanno indirizzati a un utilizzo corretto all'interno delle città, vanno dotati anche degli strumenti di sicurezza, quelli necessari e quelli che si debbono mettere in campo. Però questo, ripeto, deve essere equiparato anche con quello che è la disponibilità poi di spazio sulla strada per questi mezzi, così come quella di parcheggio, che forse è uno degli elementi sui quali, mentre il modello pubblico può garantire dei luoghi di sosta controllati e far attivare delle multe, sul mezzo privato, totalmente privato, forse bisogna intervenire anche per realizzare qualche spazio, qualche stallo in più, che sia ad uso di mezzi come le biciclette, che spesso si vedono nelle città, in qualsiasi dove. Poi qui entriamo nelle dinamiche individuali, perché la bicicletta parcheggiata sotto un portico in maniera che non disturba nessuno, forse a qualcuno può anche piacere, come sottoscritto. L'importante è che non arrechi disturbo, non sia di intralcio al passaggio di nessuno, però magari avere degli stalli dedicati, magari anche coperti, così come per i monopattini, potrebbe essere d'aiuto anche a circolare meglio. Su questo passaggio passo la palla a Aragona, che mi dicono essersi collegato nuovamente. Assessore, contro i monopattini c'è anche il tema della sosta selvaggia, no? È una delle cose che più infastidiscono i cittadini. Anche qui come può intervenire un'amministrazione? Beh, sì, infastidisce anche me, perché ad esempio quando trovo un monopattino parcheggiato in mezzo al marciapiede mi dà molto fastidio. Quindi noi siamo in collaborazione con le aziende che gestiscono il servizio di trasporto di sharing pubblico, e le invitiamo sempre a sanzionare, perché chi parcheggia il monopattino deve fare la foto, e quindi a controllare queste foto e mandare delle sanzioni. Quindi appunto col privato non lo possiamo fare. Dopodiché mi dà fastidio il monopattino parcheggiato sul marciapiede male, perché quello parcheggiato bene, che non disturba nessuno, in realtà non è un danno, però mi danno fastidio anche le automobili parcheggiate sulle strisce, sui posti disabili, sui marciapiedi, sulle ciclabili. Quindi sono d'accordo, come diceva Lazzaro, la questione qui non è tanto dei divieti, delle assicurazioni, è dell'educazione stradale. O facciamo educazione stradale per tutti, oppure rimaniamo qua, perché poi alla fine la verità è che chi guida il monopattino molto spesso guida anche la bici, molto spesso guida anche l'automobile. Le persone sono le stesse, poche persone guidano solo l'automobile, o solo il monopattino, o solo la bicicletta, o sono solo pedoni. In realtà sono persone e utilizzano diversi mezzi. Se hanno un'educazione stradale che vale per tutti, lo faranno su tutti i mezzi e non solo su uno.
Grazie, chiarissimo. Grazie per essere stati con noi all'assessore Andrea Aragona e al presidente di Legambiente Veneto. Torneremo ovviamente su tema monopattini, codice della strada, che cosa cambierà e insomma anche sull'educazione stradale, così come l'avete posta anche voi in questi termini, che non è solo guidare bene ma è anche parcheggiare bene, rispettare gli spazi degli altri. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. Arrivederci. 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 Apriamo un'altra pagina ora perché tempo d'estate, tempo insomma dei primi viaggi, si va in montagna ma insomma si può anche trascorrere del tempo sui prati e sulle colline della nostra pedemontana e dobbiamo assolutamente tornare a parlare dell'emergenza zecche. Non è un allarme ma insomma dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Proviamo a parlarne con Davide Gentili dell'unità operativa complessa il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi, ringrazio di essere qui perché è un modo insomma di fare prevenzione insieme, di parlare di un tema che è sicuramente importante insieme poi a quello delle zanzare perché siamo nello stesso periodo e quindi diciamo, abbiamo anche le malattie che possono essere trasmesse sia da zanzare che da zecche. A questo proposito, allora, il fenomeno zecche, quanto grande è, di che cosa stiamo parlando e ovviamente quali sono le malattie legate alla puntura della zecca infetta? Le zecche sono diffusissime in realtà in tutta Europa, ne abbiamo di diversi tipi, possiamo distinguerle tra zecche dure e zecche molli. In particolare però ci interessano diciamo, le zecche dure nel nostro territorio, sicuramente diciamo, Ixodes ricinus che è una zecca che può trasmettere alcune patologie tra cui la TBE, quindi l'encefalite da zecca che è un virus molto pericoloso perché sia nel giovane che nell'anziano può dare complicanze nei casi insomma, che presentano sintomi e ha una mortalità del 5-10%, quindi sicuramente è un nostro interesse. Non esistono farmaci diciamo, per il trattamento della malattia una volta che uno la contrae, esiste però per fortuna diciamo, un vaccino che è altamente sicuro ed efficace che va fatto però in fase di preesposizione, quindi prima di contrarre la malattia. Quindi è un vaccino che noi scegliamo di fare immaginando che potremmo imbatterci in una zecca Certo, infetta. nelle nostre zone, in particolare diciamo, la zona prealpina, la zona montana, ma anche il bellunese, sono zone diciamo, in cui le zecche sono infette con questo virus e non solo, perché abbiamo anche dei problemi diciamo, legati a batteri che possono essere trasmessi dalle zecche. Uno dei più noti sicuramente diciamo, è la borreliosi di Lyme, che è un altro patogeno a cui bisogna stare attenti e su cui si può fare prevenzione. Allora, anche in questo caso, contrarre una malattia, quindi entrare in contatto con il batterio e dunque ammalarsi con il morbo di Lyme, che cosa comporta, come ce ne rendiamo conto, quali sono i sintomi? Questo è proprio uno dei problemi, spesso diciamo, non viene riconosciuta subito l'infezione e nel 60-70% dei casi in genere dopo una puntura di zecca, se non viene rimossa in tempi precoci, quindi parliamo entro le 36 ore, se diciamo, la persona è stata esposta in una zona a rischio, quindi dove sappiamo che le zecche sono infette e se la rimozione non è avvenuta nel modo corretto, quindi ad esempio applichiamo dei prodotti sulla cute prima di rimuovere la zecca, è una cosa sbagliatissima perché la zecca rischia di vomitare, quindi di aumentare il rischio poi di infezione batterica. Così diciamo, se rompiamo la zecca mentre la estraiamo, anche lì aumenta il rischio di infezione. Facciamo un passo indietro. Dunque, le zecche sono presenti nelle aree verdi, è corretto, no? Dove l'erba è sufficientemente alta, cioè ci sono dei luoghi come dire, nei quali possiamo ritenerci al sicuro, riparati dalle zecche? Beh, il fatto ad esempio di controllare i nostri ambienti domestici, cioè di sfalciare comunque l'erba, di avere attenzione a quelle che sono diciamo, le vie degli animali selvatici, riducono un po' il rischio. Poi quando andiamo in montagna, lì purtroppo siamo in un ambiente naturale e dobbiamo imparare ad adottare quelle che sono le misure di prevenzione. Quindi innanzitutto dicevamo per la TBE abbiamo per fortuna la possibilità di avere un vaccino che ci protegge, ma abbiamo anche dei mezzi di protezione che possiamo adottare. Innanzitutto i vestiti che devono essere lunghi, devono prevedere ad esempio l'utilizzo del calzettone in cui infiliamo sostanzialmente i nostri pantaloni perché la zecca non salta come tanti pensano, però diciamo si appoggia a degli organi a livello delle zampe anteriori, l'organo di Haller, che in realtà le consente di percepire il calore, di percepire le vibrazioni e di percepire sostanzialmente quando qualcuno arriva, quindi sfrutta questi meccanismi per
attaccarsi a noi e poi arrivare anche nelle nostre case. Lei diceva che le zecche sono portate dunque dagli animali, no? Beh, se andiamo a vedere poi quello che è il ciclo, il ciclo per la maggior parte delle malattie è un ciclo enzootico, quindi sostanzialmente non è l'uomo il problema principale, l'animale poi può fare in modo che si trasmettano anche queste patologie. La zecca sfrutta un po' tutti quelli che sono gli animali che sono a disposizione per poter fare il pasto di sangue, che alla zecca serve poi per riprodursi, no? Perché diciamo, la zecca facendo il pasto di sangue ha la possibilità di deporre le uova e depone anche più di 2000 uova. Quindi è un problema, diciamo, importante, no? Allora, lei ci ha mandato delle slide, no? In cui si capisce chiaramente la differenza tra l'encefalite e la borreliosi di Lyme. Questo segno che si vede sulla pelle è l'evidenza di una puntura e dell'effetto? Allora, questo è il cosiddetto eritema migrante, quello che dicevo prima, che in genere dopo un'infezione dal batterio, quindi dalla Borrelia burgdorferi, si può manifestare. È, diciamo, un segnale di allerta che dobbiamo considerare, perché vuol dire che c'è un'infezione sostanzialmente in corso, quindi questa è una di quelle lesioni che non deve essere trascurata e deve essere trattata. Altra cosa, abbiamo degli antibiotici a disposizione, la doxiciclina in primis, perché questo è un patogeno che è un intracellulare e quindi, diciamo, è un antibiotico mirato. Per chi, diciamo, ha controindicazioni a questo antibiotico, in alcuni casi si può utilizzare anche l'azithromicina per un ciclo di 7 giorni. In genere la doxy si usa per 10 giorni. Mentre sostanzialmente in profilassi, generalmente se uno adotta alcune strategie, cioè rimuove subito la zecca entro le 36 ore e la rimuove nel modo corretto, la profilassi in genere non è indicata. Mentre se abbiamo delle complicanze, cioè la togliamo tardi e non, diciamo, la togliamo nel modo corretto, lì può essere indicata una dose di doxiciclina, diciamo, per ridurre il rischio di infezione nelle aree ad alto rischio. Lei ci sta dicendo che dovremmo riuscire ad intercettare in qualsiasi momento di non aver preso o meno una zecca. Cioè, lei dice rimozione in maniera corretta, ma dobbiamo anche accorgerci di averla presa. Benissimo, questa è una cosa fondamentale. Appena si fa un'escursione, appena si rientra a casa, è fondamentale avere un controllo. Cioè, quindi controllare innanzitutto gli indumenti. Vengono consigliati in genere dei pantaloni bianchi, comunque, perché facilitano il riconoscimento. Quindi io spazzolando quando arrivo a casa posso rimuovere la zecca prima che si attacchi. Se ho la zecca che comunque si è attaccata e faccio una rimozione precoce, riduco in ogni caso il rischio di infezione, diciamo. Quindi è una cosa sicuramente da fare, bisogna farsi anche aiutare, perché la zecca ha delle aree anche preferenziali, no? Quindi ad esempio il cuoio capelluto, la parte posteriore delle gambe, nell'incavo, diciamo, al polpaccio, e quindi, diciamo, controllando abbiamo la possibilità comunque di fare prevenzione insieme ai repellenti, perché quando si va in montagna comunque non bisogna andare, diciamo, impreparati, quindi ad esempio utilizzare sempre il dieti o l'icaridina sulla pelle, che sono dei repellenti che, come dicevamo, confondono la zecca rispetto a quello che è il suo apparato di percezione. Si trovano comunemente in commercio? Sì, abbiamo tantissimi prodotti che poi sono quelli che si usano anche per le zanzare, sono gli stessi principi attivi, basta non utilizzare prodotti che a volte sono naturali ma inefficaci. Così per i vestiti, nelle aree dove sappiamo che c'è un'alta concentrazione, possiamo utilizzare ad esempio la permetrina solo sul vestito, non sulla pelle, che fa in modo che se la zecca cerca di attaccarsi sul vestito muore, quindi, diciamo, abbiamo una protezione in più, insomma. E se invece la zecca si attacca sul nostro animale a 4 zampe che poi entra in casa nostra? Benissimo, anche lì è un problema a cui stare attenti, anche il cane va sempre, diciamo, controllato. Abbiamo anche dei servizi veterinari poi che in realtà ci consentono il riconoscimento, diciamo, della zecca, no? Perché abbiamo detto ne abbiamo tantissimi tipi, non tutte trasmettono, diciamo, determinati patogeni, e è una cosa importante perché dal punto di vista epidemiologico ci consente comunque di mappare quello che può essere il rischio in una zona di esposizione. Ecco, stiamo vedendo adesso la slide che va a raccontarci come la malattia di Lyme abbia diverse fasi, e quindi, diciamo, sono i primi campanelli d'allarme. Arriva un momento in cui la fase tardiva rischia di essere davvero molto pericolosa. Sì, no? Posso avere complicanze che poi sono difficili da trattare. Anche con la terapia antibiotica spesso una volta c'è un danno che si è già verificato, no?
penso ad esempio alla possibilità di avere un'endocardite o avere un danno neurologico. Queste sono cose che noi dobbiamo assolutamente evitare, quindi fondamentale proprio la prevenzione, anche perché dobbiamo stare attenti a un altro fenomeno: l'utilizzo di antibiotici va sicuramente evitato quando possibile, perché abbiamo la possibilità comunque che si sviluppino delle resistenze in futuro. L'abbiamo visto anche con altri patogeni, quindi bisogna stare molto attenti a quella che è l'appropriatezza prescrittiva e quindi, ripeto, sempre fare prevenzione. Allora, abbiamo parlato di zecche, lei diceva nel bellunese, le Alpi, prealpi, possiamo immaginare che anche la zona della pedemontana debba essere attenzionata? Su questo la Regione Veneto nel 2019 ha fatto uscire una DGR specifica, la DGR 612 del 14 maggio 2019, che è andata un po' a identificare quelle che sono le aree a rischio. Il monitoraggio epidemiologico, quindi la segnalazione dei casi e poi appunto la verifica dell'esposizione del soggetto consentono molto bene di avere un'idea di quelle che sono le zone di rischio, quindi è importante da un lato notificare, dall'altro avere una sorveglianza efficace. Spesso purtroppo c'è un fenomeno di sottonotifica, cioè alcune forme magari lievi non vengono valutate nel modo corretto, oppure il trattamento è solo topico, lasciando poi a complicanze nel futuro, no? Parliamo del vaccino. Dottore, come funziona? Allora, anche qui, a chi consigliare il vaccino? Beh, a tutte le persone che o per professione, penso ad esempio ai forestali o alle persone che comunque gli allevatori possono lavorare in un ambito a rischio, ma anche a chi fa escursioni, penso agli scout, penso a chi come me è un amante della montagna. Quindi è una vaccinazione che è sicura, esiste da tantissimi anni. È una sola iniezione? È un ciclo primario, quindi sono 3 dosi, divise in realtà poi per adulto e bambino, cioè dagli 1 ai 15 anni abbiamo la formulazione pediatrica, dai 16 abbiamo la formulazione sostanzialmente per l'adulto. Le prime dosi sostanzialmente al tempo zero, quindi se io la facessi oggi potrei eseguire la seconda dose sostanzialmente con un ciclo standard entro i 5 mesi dalla dose che ho eseguito e la seconda sostanzialmente fino ai 12 mesi. C'è un prospetto anche che l'ho presentato su questo, perché è interessante. C'è un ciclo accelerato che è bene conoscere, perché comunque con le 2 dosi di vaccino è comunque possibile avere una certa protezione. La terza dose mi garantisce una protezione che è ottimale, quindi sostanzialmente almeno per i 3-5 anni successivi riesco ad avere una buona protezione. Lo mostriamo magari così, se vuole. Mi faccia vedere questo? La precedente no? Perché allora benissimo, facciamo così le cose fatte anche bene. chi vede da casa, Eccola qua, chiarissimo. Prima dose, seconda dose, terza dose, tempo zero, 14 giorni, 5-12 mesi dopo la seconda vaccinazione. Un passaggio interessante è la rimozione sicura della zecca. Come avviene? Benissimo, allora qui quando si fa la rimozione bisogna fare attenzione a non rompere la zecca. La zecca ha dei cheliceri con cui morde, quindi rimane aggrappata. E c'è una tecnica che è molto semplice, che è quella di prenderla alla base, proprio dove abbiamo la cute, non a metà del corpo perché altrimenti si spezza, ed esercitare una pressione costante e continua verso l'alto. Spesso si sente l'indicazione di ruotare la zecca, ma per un non esperto è una cosa pericolosa che rischia in realtà di farla rompere, no? Quindi è bene utilizzare una pinzetta che la prende proprio alla base e alzare la zecca direttamente. Ecco qua, in questa slide si vede la pinzetta, insomma un po' come la pinzetta per le sopracciglia, Sì. che eccola qui, la si prende e la si estrae premendo e tenendo sempre verso l'alto, altrimenti una parte della zecca può restare nel nostro corpo. Esattamente, lì non bisogna, anche se dovesse succedere, non bisogna poi utilizzare aghi per rimuovere le parti rimanenti, perché si rischia di peggiorare la situazione. Una curiosità, dottore, non tutte le zecche sono infette, no? Sì, nelle nostre zone... un po' il campo da questo fraintendimento. No, non tutte le zecche, nelle nostre zone varia molto da area a area. Come le dicevo, nel bellunese sicuramente abbiamo una problematica che è maggiore. Gli ultimi dati di stima mostravano una presenza, una prevalenza sia per Borrelia che per TBE del 10-20%, insomma, che comunque è elevata se ci pensiamo, il rischio non è indifferente.
sicuramente, insomma. Approfitto della sua presenza per chiederle quali sono i dati in questo momento per quanto riguarda il West Nile, proprio perché parliamo di... Benissimo, stiamo parlando di un altro arbovirus che viene trasmesso sostanzialmente dalle zanzare comuni, quindi principalmente la Culex pipiens, che è una zanzara notturna che quindi punge dal tramonto all'alba. Al momento abbiamo 0 casi, ma soprattutto non abbiamo evidenze di circolazione virale. Viene eseguito un monitoraggio innanzitutto nelle trappole delle zanzare, proprio per vedere questo, nell'avifauna, nell'uomo e nel cavallo come ospiti terminali. Nella nostra zona, quindi mi riferisco solo alla parte dell'US2 Marca Trevigiana, non abbiamo ancora segnali di allerta. In altre zone d'Italia invece ci sono stati dei segnali iniziali di possibile circolazione. In questi contesti dobbiamo sicuramente comunque rafforzare quelli che sono gli interventi larvicidi, cioè gli interventi che vanno a evitare che le zanzare diventino adulti e che sono sicuri e non tossici per noi, per i nostri animali e anche e soprattutto per l'ambiente, e rafforzare appunto il monitoraggio epidemiologico. Grazie, la sua presenza è stata preziosa, abbiamo capito tante cose, insomma sappiamo anche come comportarci, a che cosa stare attenti e come prevenire la puntura della zecca di fronte in una camminata sulle bellissime colline della nostra pedemontana o andando un pochino più su verso il Cadore e le nostre montagne. Grazie a Davide Gentili dell'unità operativa complessa al servizio igiene e sanità pubblica dell'ULS2. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Siamo alla pubblicità, tra pochissimo Volpago con la tradotta in programma il 24 di giugno. Tra poco.